buongiorno. Questo sabato 29 marzo, anche marzo se ne sta andando, un po' piovosetto sto marzo, ma niente di che, purché rimanga in regola, che non andiamo sopra le regole, perché sennò ce l'aghiamo tutti. Allora saluto il dottor Maurizio Gallucci, che è qua in presenza, medico geriatra, esperto in disturbi cognitivi. Chi è che non ha disturbi? Vorrei capirlo a che età proprio iniziano i disturbi, a 9 anni mi sembra ormai. Grazie dottor Gallucci di essere qui. Saluto anche Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappella Maggiore, e saluto anche la dottoressa Elena Vecchioni. Grazie dottoressa, Fondazione Rava e anche Farmacia per i Bambini. Parleremo di tante cose questa mattina, di piccolini e dei meno piccolini, ma che diventano piccolini a una certa età e hanno bisogno di tante coccole, di tante cure, cose che ci dimentichiamo molti di noi di fare. Allora io partirei proprio da lei, dottor Gallucci. So che ci teneva a venire questa mattina perché deve presentare alcune cose importanti che farete. Prego, dottor Gallucci. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella e grazie per il gradito invito. Sì, il 3 aprile inizia un corso di informazione per familiari di malati con decadimento cognitivo e anche di operatori nel campo dell'occhio. Regia, c'è un ritorno in studio, grazie. Sanitario. Prego, prego, dottore. E quindi è un corso di informazione e formazione rivolto sia a familiari di coloro che perdono la memoria, sia di operatori che lavorano nell'ambito sociosanitario. Il tema è quello del decadimento cognitivo, quindi malattie di Alzheimer, ma anche altre demenze, che ricordo non interessano solo la popolazione particolarmente anziana, ma interessano anche persone giovani. Per giovani intendo persone con meno di 65 anni. Il corso si svolgerà nell'ambito di 5 serate, in ogni serata ci sarà un esperto che parla di un tema particolare e seguirà poi alla sua relazione una discussione, un incontro a domande molto informale, molto friendly, tra i partecipanti e il relatore principale. Dottor Gallucci, lei ha detto non solo i diversamente giovani, ma queste malattie possono colpire anche dei giovani nel senso che non per forza devono avere 60-70 anni. Ho il caso di questa donna poveretta che purtroppo il marito è stato colpito da questa forma di Alzheimer, ha iniziato ai 35 anni e a 40 era già in stato avanzato, adesso in una struttura con grande fatica. Qui vorrei anche che la politica riuscisse a capire l'importanza di supportare queste famiglie, questa donna con 2 bambini da sola, le strutture che costano tantissimo e soprattutto anche conoscere le persone che hanno bisogno. Questo è un ruolo fondamentale anche dei sindaci, solo loro nel territorio che possono avere le segnalazioni tramite i servizi sociali per aiutare, perché se si fa prevenzione in tempo è una buona cosa, o sbaglio, dottor Gallucci? No, è diciamo la strada maestra, perché la prevenzione per quanto riguarda tutte le malattie, ma anche per quanto riguarda il decadimento cognitivo, è fondamentale. E a questo proposito cito che l'Associazione Alzheimer Treviso, che fra l'altro è fondata nel 98, quindi è la più longeva tra le associazioni di volontariato che si interessano del decadimento cognitivo, l'anno scorso ha effettuato insieme all'ospedale di Monastier e con la collaborazione appunto del comune di Silea, quindi siamo nel pieno territorio, un'attività di screening della popolazione per andare a individuare le persone che iniziano ad avere delle problematiche di decadimento cognitivo. Quindi c'è stata questa giornata di screening con delle psicologhe dedicate, è stata una cosa molto partecipata e anche molto gradita da parte della cittadinanza, insomma della popolazione. Perché si vede un po' ascoltata, diciamo. Esatto, e soprattutto dei professionisti dedicati riescono a cogliere i primi segnali di iniziale perdita della memoria e di altre funzioni cognitive. E queste cose sono importanti perché uno dei punti fondamentali è intercettare il malato all'inizio. Certo.
Allora sentiamo anche il sindaco Maria Rosa Barazza. Ecco, questo sindaco anche in prima linea, ha avuto dei ruoli anche importanti in politica. Cosa ne pensa questa collaborazione che ci dovrebbe essere tra queste istituzioni, perché stiamo parlando di istituzioni, e soprattutto ecco, la sensibilità di capire che bisogna stare molto attenti anche al territorio, perché io delle volte ho dei sindaci anche di paesi piccolini che dice ma è tutto sotto controllo. Poi mi arriva la telefonata del diversamente giovane che dice: sindaco, io non la vedo, non la sento, ho bisogno di aiuto. E forse anche, come diceva, oltre uno screening sarebbe da fare anche un censimento del territorio dei diversamente giovani, chi sono, come vivono. Ecco, io l'ho detto al sindaco di Ponzano Baseggio che l'ha realizzato e mi ha detto proprio l'altra settimana: avevi proprio ragione Mirella, bisogna che anche noi cerchiamo di capire chi vive nel territorio e come vive. Prego sindaco. Grazie Mirella e buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti i telespettatori. Allora, sì, è fondamentale il ruolo delle diverse istituzioni nel territorio per intercettare il prima possibile questo tipo di patologie, questo tipo di segnali che arrivano. E guardi, noi nel territorio, proprio in questo specifico tema, abbiamo attivo il centro di sollievo, è già da una decina d'anni che è attivo ed è proprio un centro di sollievo per le famiglie di queste persone che cominciano a manifestare i primi segni di decadimento cognitivo. Ovviamente questo centro di sollievo è stato messo in piedi attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato e con l'azienda sanitaria, perché ovviamente le persone che possono stare in questo centro, che cosa fa? 2 mattine alla settimana ci sono i volontari che intrattengono e stimolandoli queste persone anziane che sono al primo stadio di Alzheimer o comunque di decadimento cognitivo e quindi possono essere gestiti anche da loro. Ecco, questo è un primo importante aiuto che possiamo dare alle famiglie, perché io sono concorde con lei che questo è un grande, cioè questo tipo di malattia, per come si manifesta, crea un grande disagio all'interno della famiglia, innanzitutto perché non si sa come approcciare a questo tipo di segnale, questo tipo di primi segnali che arrivano dal familiare e che magari non si capiscono perché non siamo medici e quindi a volte creano un po' di disorientamento, e quindi l'aiuto alle famiglie è fondamentale. Dopodiché, su quello che diceva lei, censimento, credo anch'io che sia fondamentale. Io stavo pensando adesso con i nostri volontari, ma dobbiamo ancora metterlo in piedi, soprattutto di fare il censimento di quelli che persone anziane che vivono sopra una certa età, che vivono da sole, perché sono quelli più a rischio, perché chi ha una rete familiare in qualche modo può ancora farcela, ha degli aiuti vicini, ma chi vive da solo è più esposto a tutta una serie di rischi e di problematiche e alla solitudine prima di tutto, e quindi adesso avremo come obiettivo questa cosa qua, in modo tale da poter anche solo far sentire meno soli attraverso dei contatti, attraverso i nostri volontari, attraverso delle visite, queste persone che abitano da sole. Sa sindaco, invece le dico questo, ma perché mi arrivano le telefonate, no perché io abbia voglia di contraddirla, di dire no. Non è proprio così, perché io ricevo molte telefonate di mariti, di figlie che hanno il genitore o la moglie o il marito e sono solo loro due e devono accudirli e non ce la fanno, delle volte per problemi di età, delle volte anche per patologie molto importanti, pulire, alzare, lavarli, ecco, loro devono anche uscire, non hanno nessuno, perciò vede, non è una persona, sono anche 2 persone a volte che non riescono proprio a gestire il nucleo perché nessuno li aiuta. Eppure il sindaco, lei lo sa, io mi sto battendo perché abbiamo un mondo del volontariato che è enorme. Il problema è che hanno fatto talmente un caglierone dove hanno messo tutto in maniera che tutti facciamo tutto e poi troviamo l'anziano morto in casa. E questo perché? Prima perché i servizi sociali con la storia della privacy non ci danno i nomi, i cognomi per andare dalle persone e vedere se si possono aiutare. L'ha detto anche l'altro giorno un'associazione, io mi sono rivolto ai servizi sociali che volevo aiutare, mi hanno detto non possiamo dare i nomi perché c'è la privacy, perciò non si va da nessuna parte. Questo non è vero, la privacy
Eppure si gestisce. Io guardi, mi occupo, sono DPO e mi occupo proprio di privacy. I dati personali vanno gestiti. Se questi volontari si avvicinano ai servizi sociali, si fa con loro una specie di piccola convenzione, ma semplicissima. Si trovano cioè lo strumento giuridico per fare le cose. Tutto si può fare, basta avere la volontà. Esatto, però se io non sono fortunata ad avere il sindaco Maria Rosa Barazza e mi trovo con questi servizi, l'ha detto lui qua davanti alle telecamere, poveretto, perciò non penso che abbia detto una cosa per un'altra, ha detto mi hanno risposto di no, loro non possono darmi i nominativi e perciò non mi hanno neanche dato l'opportunità di aiutare e perciò capisci che io dico questo perché ripeto che non devo essere fortunato ad avere quel sindaco, quel medico, quell'insegnante, No, devo avere quello Mirella, ma che sa perché dicono cioè tutte le cose vanno contestualizzate. Allora è chiaro che gli uffici pubblici non è che possono dar fuori i nomi a caso, bisogna sedersi al tavolo, dire cos'è che vuoi andare a fare, bene, vuoi andare a fare questa cosa qua, è una cosa buona e allora mettiamo in piedi tutto il contesto attraverso il quale si fa, ma le dico è una cosa che si fa rapidamente. Si farà da lei, però in certi casi non si fa proprio e se vuole poi in privato le dico anche dove perché non vorrei dare, ecco, però purtroppo succede questo, qualcuno non ha la volontà di sedersi attorno a un tavolo perché un'associazione che si presenta come volontariato, che ti spiega chi è, cosa vuole fare e viene detto di no, capisce che non va proprio così. Sentiamo anche la dottoressa Vecchioni perché un altro punto fondamentale è la farmacia, molte persone ormai non c'è più quasi i preti, come dico le suore, medici di famiglia, anche no, anche poco perché hanno dei numeri impressionanti, perciò dove vanno? Dal farmacista che diventa anche un po' psicologo. Cosa dice dottoressa Vecchioni? Come vede lei la situazione di questi poveretti diversamente giovani? Ma allora, intanto ringrazio Mirella sempre per l'invito e per la possibilità di portare la voce della farmacia territoriale che in realtà oggi rappresenta appunto un punto di riferimento insieme alle altre strutture sanitarie sul territorio. Ma il problema sono d'accordo con chi mi ha preceduto sull'importanza di fare rete su questa problematica, fare rete tra le istituzioni sanitarie e non, proprio per il fatto che oggi l'anziano ha una rete sociale complessa, purtroppo questa tipo di malattia evolutiva ed involutiva, mi viene da dire, è a nostra conoscenza quotidianamente, noi la viviamo nelle nostre farmacie e non soltanto nella distribuzione del farmaco ma anche nel seguire e soprattutto i caregiver, cioè soprattutto chi appunto accompagna in casa questi malati che purtroppo hanno un decorso complesso, difficile e molto difficile non soltanto per loro ma anche per chi appunto sta vicino a loro, a partire dai figli, dai coniugi e quant'altro. Anche io sono di Verona, quindi anche a Verona l'associazione Alzheimer sta facendo tantissimo con tra l'altro delle riunioni territoriali nelle circoscrizioni proprio a cura dei centri Alzheimer proprio per affrontare questo problema insieme. Quindi la farmacia si pone come punto di appoggio e di riferimento non soltanto nella distribuzione del farmaco e nell'aderenza alla terapia su quel farmaco che è altrettanto importante, ma anche nel dare conforto alle famiglie in un percorso complesso e difficilissimo che noi possiamo seguire insieme al nostro cittadino, ma ritorno alla necessità di fare rete con le istituzioni, con le associazioni di categoria, con le associazioni di volontariato, perché c'è tanto lavoro da fare e tanto bisogno, ecco, questo senz'altro. Dottoressa Vecchioni, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Lei ha veramente il polso della situazione, perché come chi ha le patologie arriva in farmacia, cos'è che la preoccupa di più e che sente proprio da queste persone questa voglia di essere ascoltati, c'è questo aiuto, non c'è, come va a Verona? Cosa dice di Verona, dottoressa Vecchioni? Cosa dicono queste persone che si rivolgono alla sua farmacia? Allora, Verona è, diciamo, grazie al cielo è ben strutturata, ci sono più centri Alzheimer che lavorano, più associazioni Alzheimer che lavorano a questa, diciamo, e poi convergono naturalmente, quindi lavorano insieme e quindi io riguardo la mia zona devo dire siamo ben strutturati. È chiaro che ci sono delle zone più faticose, altre meno, però devo dire che la città e il suo territorio è
è seguito da una serie di associazioni che lavorano a tappeto, diciamo, su tutta la nostra ASL, che voi sapete essere un'ASL complessa, ampia, che va dai territori al confine con Rovigo, appunto con Vicenza, fino sostanzialmente al lago. Quindi insomma noi abbiamo una zona veramente molto ampia e un'ASL molto ampia. I centri Alzheimer lavorano, diciamo, in maniera molto alacremente, devo dire, su tutto il territorio. È chiaro che più si pone l'attenzione alla problematica dell'Alzheimer, alla problematica di tutte le malattie degenerative, facendo informazione e formazione, più aiuteremo la popolazione, diciamo, i cittadini ad avere più consapevolezza, anche, come diceva il dottore, dell'insorgenza della malattia, che riconosco essere molto importante. Voi pensate, in farmacia noi stessi, che vediamo le stesse persone spesso, no? Settimanalmente, quasi tutti i giorni, ci accorgiamo di una domanda rivolta più volte, e quindi anche per noi è una finestra d'ascolto importante poter dire: ma perché questa persona mi fa la stessa domanda, entra in farmacia a distanza di 20 minuti, mezz'ora, chiedendo la stessa cosa? Cioè anche queste sono red flag, no? Cosiddette sono, e quindi magari abbiamo l'opportunità, nella totale anonimo, naturalmente nel totale appunto rispetto della privacy, di parlare anche con i familiari, con i caregiver, e di magari segnalare un atteggiamento che anche a noi sembra strano, proprio perché, come diceva il dottore prima, l'importanza è avere tutti i segnali possibili da qualsiasi parte vengano, anche dalla farmacia, appunto dell'insorgere della malattia, che spesso purtroppo, come dicevate, è appunto anche nelle generazioni più giovani. Andiamo a vedere anche questa foto che ha portato il dottor Gallucci, per capire anche quanto si sta cercando di fare anche per fare prevenzione, per far conoscere. Vediamo la foto che ha portato il dottor Gallucci e commentiamo col dottor Gallucci queste foto. Prego. Allora, questo è un manuale americano che è stato prodotto dal Medical College of Wisconsin e che abbiamo tradotto. Questa è la versione italiana e sarà donato a tutti i partecipanti di questo corso di informazione e formazione. Vedo qua il programma, rapidamente si parlerà di prevenzione, ma anche di diagnosi e di terapia, perché quello che la gente richiede è una informazione corretta e precisa sul decadimento cognitivo. Poi verranno affrontati anche i problemi degli aiuti e contributi economici consentiti dalla legge, e dopo anche il supporto legale, l'amministratore di sostegno. Che cos'è questa figura? Che è una cosa, diciamo, abbastanza recente, perché la legge è di circa 25 anni fa, che si istituisce la figura un po', diciamo, rigida, obsoleta del tutore. L'amministratore di sostegno è una persona che è incaricata dal giudice tutelare di interessarsi degli aspetti non solo economici del beneficiante, ma anche degli aspetti della qualità della vita. Ecco, e dopo poi si parlerà anche di come approcciarsi con questi malati, cioè come comportarsi quando il coniuge non è più lui, ha delle manifestazioni che non sono quelle che conosciamo. E non ultimo ci sarà una serata, insomma, sempre molto simpatica, che sottolinea l'importanza e l'utilità degli animali domestici, gli animali di affezione, che sono, diciamo, pare una cosa banale, ma sono importanti per quanto riguarda proprio le persone sole, le quali, diciamo, instaurano un rapporto affettivo e anche di accudimento che le obbliga a uscire, per esempio quelle 5 volte al giorno per portare fuori il cane a passeggio, per fargli fare i bisogni, per farlo star bene. E quindi tutte queste cose assieme servono per gestire al meglio questo decadimento cognitivo. Ricordo che il corso si svolge nell'oratorio della chiesa di San Lazzaro, quindi Treviso Sud, e inizia il 3 aprile, e per l'iscrizione basta vedere il sito dell'associazione, digitare nel web Associazione Alzheimer Treviso. Ecco, in occasione, dicevo, di questi incontri noi regaliamo questo manuale americano, che è una cosa carina, è composto da 10 capitoli, ogni capitolo presenta all'inizio un caso concreto
una problematica familiare inerente al decadimento cognitivo, e dopo c'è una trattazione dove si spiega di individuare delle possibili soluzioni. Questa è addirittura la seconda edizione, la prima ha avuto un grosso successo, questa è una seconda diciamo, edizione riveduta e corretta, e Facciamo quindi vedere è una anche, cosa se fa lo tempo, carina. intanto lei parla, eccolo qua. È una cosa carina. Si può partecipare anche senza iscriversi? No, diciamo che per i limiti anche diciamo, dell'ambiente, della sala riunioni, e anche per sostenere l'associazione, che non ha alcun fondo pubblico, ma si basa solo sulle iscrizioni dei familiari. Insomma. Perché bisogna dirle anche le cose. Sì, nessun fondo né comunale, né regionale, ecco, né perfetto. nazionale, niente di niente. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Innanzitutto li ringrazio tutti e tre per iniziative che per quello che si deve fare per persone anziane, perché questi quasi i medici, i farmacisti, anche le farmacie adesso sempre stai incessanti, ti va a domandare, ti va con la dovuta cautela, senza essere invadente, e ti dice di tutto e ti dà anche una certa sicurezza a una persona anziana. Ma voglio dire una roba alle persone anziane come me. Ricordatevi che abbiamo un trascorso noi altri, anche se siamo soli. E il nostro cervello cerca di sforzarlo e ricordarti quello che ti sei, quello che ti ha fatto, dove che ti sta, e ti aiuta, perché il cervello le robe brutte le scarta e ricorda solo che robe belle. E ora ti sei anziano, non ti cerca di telefonare a qualche tuo amico, fa qualcosa, bisogna che saremo una spenta anche agli altri, non possiamo aspettare che tutto noi dà agli altri. Mi confratello che ha fatto un ictus e in carrozzella, anche a me i miei problemi, però bisogna stapparli anche con una certa filosofia, perché gli anni che abbiamo siamo arrivati fin qua, siamo fortunati, perché prima e ora dobbiamo essere una spinta, cerchiamo di aiutarci gli altri, trovare persone giuste, da fare che non sia un amico che se Dio chiami, oppure ricordarti della roba, insomma, è giusto, il tuo passato non ti dà da seppellirlo, finché ti ha la testa che ti ragioni, non ti sarà mai solo. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio quando ho tanti ospiti, anche perché dobbiamo fare vedere dei video molto importanti. Comunque grazie, sei stato chiaro come al solito naturalmente Rinaldo. Allora Sindaco, adesso anche questo cambio che ci sarà prossimamente, questo S che sarà tolto da sociale e questi ATS che ancora molti ospiti che ho avuto non si sa come andrà a finire. Cosa ci dice? Cos'è che la preoccupa, Sindaco, in questo momento proprio dove il sociale e le fragilità aumentano sempre di più? Prego. Beh, la premessa è proprio quella che ha fatto lei, il sociale e le fragilità aumentano sempre di più, ci sono bisogni nuovi, ci sono bisogni crescenti, quindi è un tema che deve stare sempre di più sotto la nostra attenzione. Dopodiché c'è un momento, questo dal punto di vista istituzionale, delicato e importante, perché è quello per il quale entro un anno adesso dovremo passare ai cosiddetti ATS, ambiti territoriali sociali, cioè il sociale che è competenza, il sociale puro che è competenza dei comuni andrà gestito insieme dai comuni. E questo perché? Perché c'è una legge del 2000 che lo prevede, pensi un po', del 2000, noi come Regione Veneto siamo gli ultimi ad adeguarci. E perché ci dobbiamo adeguare? Perché se non ci adeguiamo i soldi, tutti, quelli che arrivano dall'Europa, quelli che arrivano dallo Stato e via via, non vengono più attribuiti se non in forma associata. E in forma associata perché? Perché mettendo insieme adesso cos'è che succede? Ci sono delle grandi disparità territoriali, perché il comune piccolo non ha le stesse risorse, le stesse competenze dei comuni più grandi, e quindi va a finire che il comune, il cittadino del comune più piccolo magari ha meno opportunità di quello del comune più grandi, e questo non è giusto. Quindi l'ATS deve essere valutato veramente
sicuramente e bisogna lavorarci perché diventi una grande opportunità per dare a tutti gli stessi servizi e quindi aiutare soprattutto chi è più in difficoltà, dando attraverso competenze, perché attraverso questi ATS potranno essere assunte nuove professionalità, nuovo personale. Chiaro che è un percorso delicato, difficile e che va fatto bene, perché se non verrà fatto bene, il rischio è che si peggiorino le cose. Ma io sono e voglio essere positiva e stiamo lavorando, almeno in quello di Conegliano, per cercare di fare l'analisi di tutto quello che abbiamo in questo momento e per vedere come metterlo assieme al meglio e fare in modo che tutte le risorse che ci arrivano possano essere utilizzate per dare servizi più efficaci, più efficienti e migliori ai cittadini dei nostri territori. Abbiamo Nadia in linea, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo fare al dottor Gallucci, che a suo tempo nel 22 ha visitato mio marito. Allora io mi sono accorta che aveva dei mancamenti di memoria, però all'inizio diceva che ero io che non dicevo le cose. E adesso si è aggravato e sto aspettando che mi chiamino dalla Madonnina. La richiesta è fatta a novembre e devo ancora avere niente. E adesso io sono Carige e praticamente io e lui va in casa e adesso comincia da un paio di mesi che non vuole lavarsi e quando le dico io, allora ho un nipote di 15 anni e ho detto: Andrea, prova te col nonno a chiedere se viene, e adesso qualvolta che viene qua lo dico io? No, lo dice il suo nipote e le dice: no, dai che andiamo a farsi la doccia, e va. Non so queste cose cosa possa, questo fatto non... Nadia, racconta anche la tua esperienza che l'hai detta l'altro giorno, che sei da sola con tuo marito perché i figli hanno famiglia, hanno il lavoro, hanno i loro problemi, che ti ritrovi a gestire sia la tua malattia, perché l'hai detta qui pubblicamente. Io sono stata operata l'anno scorso, un tumore al seno, adesso sto facendo le terapie e per fortuna al 9 aprile finisco tutto il ciclo, diciamo, però anche se gli dico io a mio marito: sai cosa ho avuto? Non si ricorda, e qualche volta io mi metto nel divano perché dopo la terapia, magari dopo 2 o 3 giorni, sono stanca e viene là: stai male? Stefano, sono le terapie. E vai dal dottore, proprio non concepisce, non le è entrato grazie proprio. Anche della telefonata, anche questa donna che ha detto: quando torno dalla terapia da sola devo fare da mangiare, devo fare le pulizie, devo fare tutto, anche se non mi sento bene perché nessuno mi aiuta. Anche qua dovremmo anche capire come aiutare. Per fortuna poi che ho chiamato chi di dovere e in qualcosa se almeno Nadia l'ha avuta. Allora andiamo a vedere questo video che ha portato la dottoressa Vecchioni, che è molto importante. Non scuoterlo, andiamo a vedere.
Non scuotere mai un bambino. Potresti provocargli danni irreparabili. Nonscuoterlo.it. Non mi sono dimenticato. Ciao. Il pianto del neonato è fisiologico, talvolta non ha una ragione. È solo l'unico modo che ha di esprimersi. Non sempre ti ha chiesto di fare qualcosa. Questo pianto però può diventare insopportabile. Se senti di non farcela più e stai per perdere il controllo, fermati, allontanati dal bambino e non scuoterlo mai. Potresti provocargli danni irreparabili. Proteggi il tuo bambino. Non scuoterlo mai. Maggiori informazioni su nonscuoterlo.it. Vedete quanto è importante vedere Sveglia Veneti, abbiamo questo successo, ma ci sono anche i motivi, perché guardate che ospiti e cosa vi facciamo capire e conoscere. Dottoressa Vecchioni, intanto sempre grazie per il supporto anche che cercate di dare con queste iniziative, con questi video. Cosa è successo che avete deciso di fare questo video? Perché c'è sempre un qualcosa da cui si parte. Prego, dottoressa Vecchioni. Allora, innanzitutto ringrazio assolutamente Terre des Hommes, che voi sapete essere una delle più importanti organizzazioni internazionali per la tutela dell'infanzia, per la tutela dei bambini. Terre des Hommes nella figura tra l'altro dell'associazione Confimp, quindi con l'associazione della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, ha chiesto appunto la possibilità e la collaborazione delle farmacie nella sensibilizzare questa di fatto nuova, parliamo di violenza piuttosto che di grande fragilità sociale, che è appunto la Shaken Baby Syndrome. Di che cosa si tratta? Parliamo della sindrome da scuotimento del bambino, che appunto di cui si occupa Terre des Hommes da tanto tempo e per il quale Terre des Hommes ha istituito la giornata nazionale, appunto, che si svolgerà il 7 aprile in tante piazze italiane e davanti a tanti ospedali italiani. E parliamo di una nuova fragilità della nostra società, che è la difficoltà dei genitori o dei caregiver appunto di sostenere lo stress nervoso del pianto del bambino, fino a perdere purtroppo la lucidità e a portare queste persone a scuotere il bambino e quindi a provocare nel bambino piccolo delle lesioni importantissime, qualche volta possono essere anche mortali. Questo campanello d'allarme ci è stato dato naturalmente dagli accessi in pronto soccorso, dove la diagnosi è chiara ed è una diagnosi da scuotimento, e quindi i pediatri, la Federazione Italiana appunto Medici Pediatri ha sensibilizzato e ha posto l'attenzione maggiormente della società medica e delle istituzioni riguardo a questo pericolo importante, a questa nuova, che appunto si tratta di una nuova violenza, ma in realtà di fatto una violenza non voluta certamente, ma è un fatto di grande fragilità dei genitori, spesso giovani, o delle famiglie in generale, di chi gestisce e appunto ha in carico la gestione del bambino. Io per questo ringrazio la dottoressa Miglioranzi, che è appunto medico pediatra a Verona, che ci ha contattato per creare una rete di informazione attraverso le farmacie, e quindi noi abbiamo organizzato questo webinar con lei, con la dottoressa Giannotta, Latino e Losi, che sono pediatri del Meyer di Firenze, e con la dottoressa Menegazzo, psichiatra
psicoterapeuta appunto del Meyer di Firenze, per fare una formazione specifica ai farmacisti sulla Shaken Baby Syndrome, perché come dicevamo prima anche qui dobbiamo fare rete, anche qui dobbiamo attraverso la farmacia poter essere di aiuto a questi giovani mamme, giovani papà e parlare il più possibile dell'alternativa a questa cosa che è prendere respiro, gestire e parlarne con chi di dovere, parlarne prima con il proprio pediatra. Quindi molto chiaro, noi dottoressa, devo interrompere un secondo perché abbiamo Sandra da Treviso, se no mi cade la linea. Vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno anche ai tuoi ospiti. Buongiorno, ecco, bene diceva la dottoressa indubbiamente che è un nuovo problema che si va diffondendo. Per il mio modesto parere, ovviamente opinabile, però bisogna andare sempre alle cause, cioè non alla cosa finale, nel senso la cosa finale è un gesto istintivo, ti viene da prendere il bambino e fare quello se non di peggio, ma perché? Perché prima hai lo stress del lavoro, hai lo stress della famiglia, hai mille altri stress e quello è il 1001. Immagino che negli anni 60-70 magari si moriva di una polmonite, i bambini morivano di un'infiammazione dell'appendice, però non c'era questo problema. Perché? Perché la donna stava a casa. Non è giusto che stia a casa, perché oggi magari le donne studiano, vogliono fare carriera, eccetera. Però bisogna dare sostegno alle donne. Non si può avere questo e anche quello, cioè le donne non possono andare a lavorare 8 ore perché senza il loro stipendio non si paga il mutuo, non si paga l'affitto. Non possono stare dietro alla casa perché ovviamente l'uomo è impegnato a sua volta 8 ore fuori di casa. Bisognerebbe dare più facilmente i part-time, dare sostegno, dare welfare, dare asili nido a prezzi ragionevoli e non che la donna debba andare a lavorare per pagare l'asilo nido per i primi 3 anni. Cioè bisogna dare sostegno alle donne perché bisogna prevenire le cose, non curarle alla fine e dire non fatelo, cioè bisogna dirlo ovviamente, però bisogna curare i motivi per cui si arriva a questo. Molto chiaro, ti ringrazio Sandra, devo andare assolutamente in pubblicità. Sentiamo anche come commenta, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, anche se sembra lunga l'ora, al dottor Gallucci che voleva commentare quello che abbiamo sentito. Prego, dottor Gallucci. Ringrazio la telespettatrice che ha posto l'attenzione su temi importanti, 2 che verranno trattati durante questo corso di informazione, cioè quello di come trattare il paziente, il congiunto, il familiare che comincia a perdere la memoria. È un continuum per cui i sintomi, le manifestazioni di queste persone non sono le stesse nel tempo ma evolvono, spesso purtroppo in modo peggiorativo, e quindi il familiare deve apprendere delle tecniche anche semplici, dettate dal buonsenso in gran parte dei casi, per approcciare il malato, il congiunto, senza stressarlo ma essendogli di aiuto. E l'altro tema che ha attaccato la telespettatrice è quello dell'accertamento dell'invalidità civile. E una serata intera sarà dedicata a questo aspetto perché il punto fondamentale è che l'erogazione dei contributi economici seguono dei criteri medico-legali che molto spesso non coincidono con dei criteri clinici e con quello che poi ritiene la gente. Queste serate servono proprio per far sì che le persone riescano a cogliere quello che possono chiedere alla struttura pubblica, all'INPS in termini di aiuti economici e quello che l'INPS può erogare in funzione a quella che è la legislazione vigente. Sindaco Barazza, come commenta quello che ha sentito? Prego. Adesso sì, molto interessante questo corso, quello anche sul discorso delle invalidità, anche se devo dire purtroppo che l'INPS tende a tagliare anche dove non si deve tagliare, perché a non concedere soprattutto l'accompagnatoria laddove invece dovrebbe farlo. A me è capitato da professionista di fare diverse volte ricorsi e di vincerli davanti al giudice. Non è corretto mettere le persone nella condizione di dover fare ricorso, purtroppo va detto anche questo. E poi per
all'altro discorso, quello dei bimbi, sì, è vero, ci diceva la telespettatrice che vanno create va creato una rete di servizi a sostegno della famiglia, a sostegno dei genitori, che consenta loro di vivere in modo più sereno il loro essere appunto genitori, ed è quello che almeno a livello locale cerchiamo per il nostro piccolo di fare. Dopodiché le donne non è che però vanno a lavorare per mantenere solo i figli, il lavoro è un'espressione di realizzazione personale, per cui c'era dietro quelle parole lì, mi erano un po', almeno a me urtavano un attimo, perché c'era una visione un po' della donna, non proprio rispecchiante quelle che sono le legittime aspettative di ogni donna. Dottoressa Vecchioni, un'altra cosa importante che volevo chiedergli, ecco, lei fa parte anche della Fondazione Francesca Rava, una fondazione importante che il dottor Gallucci vorrebbe anche conoscere, perché non la conosceva. Spieghiamo anche quanto importante è questa fondazione, soprattutto anche da una parte rivolta verso i bambini, verso i più fragili, ad esempio Farmacia per i bambini, che abbiamo fatto anche quest'anno a novembre. Prego, dottoressa. Sì, allora io sono volontaria da tanti anni, Mirella ormai lo sa, e ringrazio sempre per l'ospitalità nel tuo programma proprio per parlare di noi. La Fondazione Francesca Rava appunto rappresenta in Italia una l'NPH, il Nuestros Pequeños Hermanos, quindi una organizzazione più grande a livello internazionale che si occupa di povertà pediatrica, di povertà sanitaria, povertà culturale, povertà educativa, e nel caso appunto della farmacia dei bambini parliamo proprio di povertà sanitaria. Quindi si tratta di una settimana di raccolta appunto che attraverso le farmacie italiane, che permette di poter donare appunto farmaci senza ricetta medica ovviamente, quindi farmaci da banco e prodotti baby care per enti afferenti alla nostra associazione, appunto a chilometro zero per così dire, quindi su tutti i territori, per fare in modo di coprire fabbisogni sanitari di chi non può naturalmente permettersi l'acquisto di questi prodotti. Quest'anno è andata appunto, la settimana è stata tra il 15 e il 22 novembre, quindi la settimana che coincide con la giornata internazionale dei diritti del bambino. Abbiamo avuto 391 farmacie aderenti in Veneto, quindi un bellissimo numero, con circa 26.000 prodotti donati a 76 enti del territorio di tutte le 7 province venete. Quindi in realtà noi ringraziamo tantissimo i cittadini che ancora una volta transitano attraverso le farmacie per questa donazione, la farmacia che dona naturalmente appunto il margine su quei prodotti per tutta la settimana, per cui fa la sua opera di responsabilità sociale d'impresa, e in questa maniera abbiamo aiutato centinaia di famiglie che afferiscono ai centri aiuti vita dei comuni per poter necessariamente avere un sostegno per la tutela della salute, e credo che sia una delle operazioni diciamo di solidarietà più importante, per cui ringraziamo i farmacisti certamente, le farmacie, ma soprattutto i cittadini e i volontari che ci danno sempre una mano in queste giornate. Allora andiamo a vedere proprio questa raccolta, che è importante, perché avete sentito i numeri che ha avuto nel Veneto, perciò sono numeri importanti, perché siamo anche questo noi, ecco, siamo anche questo, siamo molto solidali. Andiamo a vedere. Se vuole prendere dei prodotti della farmacia per i bambini o delle famiglie che ne hanno bisogno e metterlo nel carrello blu. Va bene. Ci sono sciroppi, tachipirine, sì, quelli che ho scritto alla farmacia per i bambini. Sono stati accolti così i clienti della farmacia di San Liberale a Treviso, tra le strutture della marca che hanno aderito alla raccolta farmaci per i bambini in stato di necessità, promossa dalla Onlus Veneti Schiacciati dalla crisi della nostra Mirella Tuzzato, un'iniziativa che ha messo insieme volontari e allievi della quinta primaria Collodi e della prima media Coletti. E per loro è un'esperienza formativa, perché trovarsi a contatto con la cittadinanza diretta nel quartiere San Liberale, che per molti di loro è il loro quartiere ma non per tutti, a intercettare i cittadini e fargli capire quanto è importante donare per chi è in difficoltà, per loro è un'esperienza formativa, educativa veramente di altissimo valore. Solidarietà concreta che arriva all'inizio dell'inverno con tante famiglie trevigiane in
difficoltà nell'acquisto di farmaci, anche quelli più elementari. Enzo Andretta è una delle anime di questa mobilitazione. Molte persone ci fanno presente che c'è questa difficoltà di reperire prodotti anche di prima necessità, anzi vediamo che abbiamo delle persone che si presentano qui, ci dicono guardi anche noi siamo in difficoltà, vorremmo donare però non riusciamo a far fronte anche alle nostre esigenze. 15 le farmacie aderenti in tutta la Marca fino al 22 di novembre, l'invito a fare la propria parte è esteso a tutti. Di mettere qualche regalo per i bambini che sono in difficoltà. È molto bella perché stiamo aiutando tante persone che sono in molta difficoltà. Quindi siete orgogliosi di quello che state facendo? Sì, molto, perché tipo le persone povere hanno bisogno dei farmaci per vivere. Mi piace fare questa attività perché è un lavoro di gruppo e aiutiamo le persone che hanno meno fortuna. Vi state divertendo anche? Sì, molto, perché è bellissimo aiutare le persone in difficoltà. Ma quanto bravi sono i nostri bambini? Questi sono gli esempi, dottor Gallucci, ma perché c'è una dirigente sensibile, perché abbiamo le associazioni combattentistiche, che ringrazio il Presidente Andretta sempre in prima linea per darci una mano. Ecco, come legge tra le righe questi giovani che diventeranno diversamente giovani, però con dei valori, se iniziamo da piccoli e anche con una prevenzione verso le fragilità. Prego, dottor Gallucci. Sì, c'era un telespettatore che prima ha proposto un tema interessantissimo, che è quello delle radici dei territori, ed è un bagaglio, diciamo, culturale, di tradizione, che secondo me va assolutamente tutelato. E quindi nell'epoca della globalizzazione, con i suoi anche problemi, secondo me dovremmo tutti, ma soprattutto poi chi ha dei ruoli istituzionali, riservare un'attenzione particolare per quanto riguarda la tutela delle radici del proprio territorio. Perché la nostra penisola è antichissima, ci sono civiltà che ci sono evolute da migliaia di anni, siamo ricchi di storia, di archeologia, di cultura, e quindi diciamo abbiamo veramente un tesoro sotto i nostri piedi. Noi calpestiamo un tesoro e bisogna volergli bene e tramandarlo nel modo migliore possibile a quelli che verranno dopo di noi. E ogni comune, anche il più piccolo, ha leggende, tradizioni, usi, costumi, particolarità anche nell'agroalimentare, che vanno tutelate come prodotti e vanno anche come cultura tramandate poi ai posteri e fatti conoscere anche a livello turistico. Allora sentiamo anche il sindaco, perché ormai siamo in chiusura, come vuole commentare, come ci saluta. Prego, sindaco Barazza. Ma io magari chiudo, il tema che abbiamo stamattina, di cui si è parlato questa mattina, è sicuramente un tema importantissimo, è un tema che sarà di importanza crescente in futuro, proprio perché il numero di persone anziane, per fortuna da un certo lato, è in aumento, perché vuol dire che viviamo di più, però dobbiamo fare tutti, facendo quello che abbiamo detto, facendo rete, mettendoci insieme, cercando di fare tutto il possibile, di metterci in ascolto per aiutare al meglio proprio queste fragilità della fascia d'età più anziana, perché loro, i nostri anziani, diciamo, rappresentano la nostra storia, ma anche il nostro presente e il nostro futuro. Grazie al sindaco Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappella Maggiore, di essere stato con noi. Grazie, sentiamo come ci saluta la dottoressa Vecchioni, cosa dice di questi bambini. Ma ha sentito che bravi, ma veramente una cosa incredibile, loro sono più avanti di quello che pensiamo, non c'è niente da fare, anche come sensibilità. Prego, dottoressa. Allora, intanto è sempre un'emozione vedere questo filmato vostro, perché in realtà
cerchiamo di, è centrato, cioè questa è la concretezza, questa è la verità di quello che succede nei nostri territori, questa è una grande speranza, che è quella proprio, come si diceva, di dare uno stimolo educativo per creare una società migliore. Io credo che sia nostro dovere, nostro compito, nostro impegno e nostra responsabilità. Quindi benissimo se creiamo la consapevolezza dell'importanza della solidarietà, che non sono parole ma sono atti concreti, ed è quello che realmente facciamo tutti i giorni nelle farmacie, nei comuni, negli ospedali, in tutte le sedi. Anche oggi stiamo facendo senso di consapevolezza e di responsabilità, e quindi grazie anche a Mirella per questi interventi. Io porto i saluti e naturalmente un ringraziamento a nome di tutti i miei colleghi, di tutte le farmacie territoriali, di tutti i farmacisti che ogni giorno cercano di fare la loro parte per poter essere d'aiuto e per creare una società che dia un futuro alle nostre generazioni e ai nostri bambini. Grazie anche alla dottoressa Elena Vecchioni di essere stata con noi. Sentiamo come ci saluta anche il dottor Maurizio Gallucci e soprattutto ricordiamo la data di questo importante incontro. Prego, dottor Gallucci. Sì, diciamo che il tema del decadimento cognitivo, ribadisco, non riguarda soltanto gli anziani, ma il 5% delle demenze riguardano persone con meno di 65 anni. Io ho pazienti di 50 anni, 49, 51 e la situazione è particolarmente drammatica perché queste persone malate molto spesso sono i detentori dell'introito economico in quel nucleo familiare. Quindi nel momento in cui non lavorano più ci sono dei problemi anche di gestione economica e di sopravvivenza del nucleo familiare stesso. E inoltre, siccome abbiamo parlato molto di bambini, essendo il genitore giovane, i figli molto spesso sono minori e quindi il figlio minore vede il genitore che non è più quello di prima e questo comporta delle problematiche di carattere psicologico anche gravi, importanti, che segnano il bambino. E quindi a maggior ragione bisogna che siano investite delle risorse su queste problematiche anche e soprattutto nelle insorgenze giovanili, quindi al di sotto dei 65 anni. Bene, più chiaro di così non si poteva, ricordatevi di questo appuntamento. Grazie veramente anche al dottor Maurizio Gallucci. Pubblicità. Allora io ringrazio veramente il dottor Favaretto, Gerardo Favaretto,
di essere qui con noi, medico psichiatra. Avete visto questo ospedale psichiatrico e dove poteva aprire Mirella un banco solidale? Ne a casa dei matti, diceva una volta, no, perché solo la pazza di Mirella poteva fare una cosa del genere. In momenti anche non sospetti, dove nel 2009 ho iniziato a capire che bisognava dare un supporto alle fragilità, perché li vedevo nei cassonetti queste persone che andavano a rovistare per portarsi a casa qualcosa da mangiare o da vestire, pensate, e non erano di sicuro matti come si diceva una volta, e i trevigiani che conoscevano pochissimo questo luogo perché avevano paura. Ecco, quando si arrivava vicino giravano a largo, chissà, avevano paura dei mostri che uscissero, i fantasmi. Perciò molti trevigiani non sapevano neanche cos'era questa importante struttura. Ce lo spiegherà proprio il professor Gerardo Favaretto, psichiatra. Allora, dottor Favaretto, si stava meglio quando si stava peggio? Perché a questo punto mi viene da dire anche così, visto le telefonate, le mail, proprio i WhatsApp che mi arrivano di familiari soprattutto che si sentono soli, abbandonati, che hanno queste creature e da soli non riescono a farci. La salute mentale è una cosa delicatissima, bisogna essere competenti, essere seguiti da persone veramente preparate. Prego, dottor Favaretto. Beh, no, direi di no, che non si stava meglio quando si stava peggio, perché si stava peggio appunto. Sono due discorsi diversi, Mirella. Uno è la storia del manicomio, di quello che ha avuto come ruolo a partire dagli inizi del Novecento, insomma lì c'è tutto un senso sul fatto che si mettono le cose strane dentro un posto, poi si ha paura di guardare dentro la scatola, no? Di vedere cosa si è messo, perché si sono messe anche le paure, no? Delle persone verso tutto quello che risulta strano e anormale. Certo che se parliamo di un secolo fa, i manicomi qui, come in tutto il mondo, hanno avuto un loro ruolo. Poi c'è stato un momento in cui i progressi delle cure hanno permesso che non potessero più avere un ruolo ed è stato giusto chiuderli ed è stato giusto provare a trovare altri servizi. Con la legge Basaglia? Con la legge del 78 di riforma dell'assistenza e poi l'istituzione del servizio sanitario. Lì sarebbe un discorso che ci porta lontano, nel senso che ci porta a ragionare se oggi sta funzionando questo sistema a distanza di quasi 50 anni. Certo, i problemi sono tanti, sono indiscutibilmente legati al fatto che un sistema si deve anche un po' adattare al cambiamento del mondo, perché il mondo non è più lo stesso, no? Di allora. Le persone, i bisogni delle persone sono profondamente cambiati, non sono più gli stessi identici che potevano esserci appunto 50-100 anni fa, insomma. E questo è un altro discorso. Stamattina mi piaceva ricordare quello che è stato di fatto un luogo che per tanti anni ha accolto persone in difficoltà, persone di questo territorio, insomma, perché poi il Sant'Artemio venne costruito e inaugurato nel 1911, quindi parliamo di oltre 100 anni fa, e che aveva un po' un ruolo, diciamo così, legato a quella che era la legge del 904, che diceva no, sono ricoverati in manicomio tutte le persone che sono pericolose sia agli altri o di pubblico scandalo. Sappiamo quanto questa formula sia, come dire, un pochettino interpretabile, no? E relativa. Aveva una funzione di custodia, di segregazione, no? E quindi chiaramente funzionava quel meccanismo che diceva prima, per cui diceva beh, lì allora i matti sono dentro, ma come sa, c'è la famosa battuta, non si sa bene poi da che parte ci siano. Esattamente, da che parte del cartello, insomma, da che parte del portone ci si deve mettere. Quello che mi piaceva dire è che il manicomio di Treviso, ma anche gli altri manicomi del Veneto, sono fra le poche strutture di questo tipo che ci hanno lasciato una memoria, che ci hanno lasciato un ricordo. No, noi oggi siamo in grado di andare a ricostruire la storia di tante persone che sono passate, parliamo di circa 40.000 cartelle di persone che sono passate dentro il manicomio di Treviso a partire appunto ancora prima del 911, ancora prima che aprisse, perché già era cominciata nell'ospedale civile un piccolo reparto,
Prima ancora le persone da Treviso dovevano andare a Venezia, a ricoverarsi a San Servolo, dove c'erano gli istituti manicomiali veneti, poi questo non bastò più, allora appunto con la legge si aprì qui il Sant'Artemio, si costruì ex novo questo piccolo paese, no? Che però allora nella sua concezione era moderno, perché non era gigantesco come tanti altri manicomi, ma prevedeva di avere circa 400 posti e poi tanti posti dislocati nel territorio, a Oderzo, a Valdobbiadene, in giro per la provincia. Un sistema che allora venne anche premiato come un sistema intelligente di avere cura delle persone con difficoltà. Il primo direttore di allora, Luigi Zanon d'Albò, una persona di cui ho avuto fra l'altro il piacere di conoscere la bisnipote, che ci ha portato documenti, ci ha portato la maschera funeraria di Zanon d'Albò, sicuramente è stata la persona più importante per questo manicomio. Lui lavorò dalla sua fondazione, anzi già lavorava prima, insomma, qui a Treviso, e morì lavorando nel 1940, quindi per molti anni è stato direttore, una figura che mi piace ricordare perché è stata una figura straordinaria. Vediamo anche le immagini a regia di questi manicomi, del nostro e anche quello di Feltri, intanto che il professor Favaretto parla, per far capire l'importanza della storia, dei ricordi, e perché la storia è storia. Qui sono passate persone che all'epoca dicevano pazze, ma abbiamo avuto degli artisti meravigliosi, Gino Rossi, Ada Merini, ne cito qualcuno, ma sono tantissimi. Però, professor Favaretto, lei ha detto si sta meglio. Sì, è vero, non posso dire che non è vero, ma da una parte dico non lo so, perché in quell'epoca, quando uno era in difficoltà, almeno aveva una struttura dove mangiava, aveva un posto, trovava, diciamo, una famiglia, anche se, tra virgolette, perché bisogna vedere dove e come. Però non li vedevamo morire per strada. Non c'erano i suicidi che ci sono adesso, di persone che dovrebbero essere curate, seguite, di familiari che vanno via di testa, che non sanno come comportarsi perché i servizi alla persona non ci sono. Ecco, questa è la reggia del presidente della provincia, la chiamano Versailles i trevisani quando chi entra, perché è talmente bella e ristrutturata in maniera incredibile. Ma soprattutto capire il senso della storia. Ecco, questo grande complesso dove veramente, se guardi questo mondo che lo circonda con gli orti sociali, che queste persone vivevano anche con la natura, non so se il farmaco sostituisce la natura, sì, in parte, forse ha bisogno di tutte e due le cose, il farmaco ma anche la natura. Ecco, forse, come dice lei, non si è riuscito bene a capire che forse si doveva fare più rete, più sinergia, proprio con la natura e la struttura. Io faccio fatica a portare anche i diversamente fragili agli orti sociali, perché c'è un problema di privacy, di trasporto, di assicurazione, è sempre un problema di soldi. Invece io sono convinta che non mancano i soldi, professor Favaretto, manca la volontà di investire sulle necessità del territorio, che sono le fragilità. Prego. Mirella ha detto tante cose, bisogna prenderle una alla volta. Sì, forse, allora, lì venivano date alcune risposte a quell'epoca, le due cose secondo me non sono paragonabili onestamente. Primo perché non è proprio vero che poi non esistessero situazioni di abbandono, di povertà, che non ci fossero i suicidi, c'erano anche allora purtroppo, e c'erano anche allora le tragedie familiari, no? Ne abbiamo testimonianza proprio dalle tante storie che ci sono dentro l'ospedale, ma diciamo ogni cosa ha un suo tempo. Altro discorso è dire che oggi si sta bene, perché non è vero, sono d'accordo con lei, che oggi ci sono tante criticità, sono d'accordo, però hanno bisogno di uno spirito, di un'intelligenza adatta a risolvere le criticità di oggi. Mi attacco all'ultima cosa che ha detto. Certo, c'è un problema di priorità delle risorse, no? Cos'è che è più importante e cos'è che è meno importante? La vita degli uomini è una vita, come dire, che ha dei valori, complessa, possiamo usare tutte le allusioni che vogliamo, nella sostanza si decide di spendere perché
è importante, che ne so io, comprare delle armi, mettiamo, senza nessuna polemica, ma non si investe, non si spende perché non è importante potenziare i servizi e pensare al benessere della comunità. Questo più o meno è l'ordine delle cose nelle quali ci troviamo, perché appunto sono d'accordo anch'io che le risorse sono quelle che sono, non so se sono tante o sono poche, non so quelle che sono, però bisogna discutere delle priorità e sarebbe bello che le priorità fossero fondate sui valori della comunità sostanzialmente, no? Che questi valori fossero condivisi. Il manicomio, ripeto, è un sistema che ha avuto un senso all'epoca, nel senso che quello era quello che si faceva qui e dappertutto il mondo, nel senso che c'erano grandi istituti. Poi però davvero ha perso di significato, anche perché non si può tracciare una linea e dire qui dentro ci sono le persone che sono in difficoltà e fuori invece tutti vanno bene, perché così non è. E anche all'epoca dei manicomi, ce lo testimoniano le storie, no, che noi possiamo raccontare oggi, le persone entravano, uscivano, andavano a casa, poi avevano comunque bisogno di qualcuno che a casa li sostenesse, li aiutasse a trovare un'inclusione, un'integrazione, perché altrimenti, se ci pensa, la struttura si sarebbe gonfiata all'infinito, perché se nessuno mai fosse uscito, nessuno mai fosse dimesso, sarebbe aumentata a dismisura, cosa che in certi manicomi è anche in parte successo. Non è successo qui a Treviso, onestamente, anche se a un certo punto si è arrivati a superare le 600, le 700 persone, 800, quindi c'è stato sicuramente un momento in cui, però dobbiamo anche pensare che negli anni di vita del manicomio questo ha attraversato momenti della storia molto difficili, la Prima Guerra Mondiale per esempio, quando addirittura nel 1917 fu chiuso perché era troppo vicino al fronte e una parte delle persone che era ricoverate nella sinistra Piave fu sequestrata dagli austriaci e portata, di quelle persone sappiamo per esempio che il 60% perse la vita, proprio per le condizioni di vita scadenti in cui si trovavano. La Seconda Guerra Mondiale, quindi anche lì un altro momento di grande difficoltà. Sempre per la guerra, non per il manicomio. È là che voglio arrivare, è sempre un qualcosa che va oltre quella che è la capacità di capire che forse queste persone, il rispetto dei civili, delle persone che non c'entrano niente, che tu prendi, perché in quel momento sei forte, e soprattutto queste fragilità, io dico sempre, pensate, ecco, dentro queste case dove queste fragilità non possono scappare perché diversamente agili, perciò devono aspettare e guardare il cielo sperando che non cada un missile o una bomba. Ecco, questo accanimento è qua che voglio arrivare, professor Favaretto, contro le fragilità. Noi parliamo del 1900, ma siamo nel 2025 e vediamo le stesse cose. Ecco, non è cambiato niente. La storia ha fatto sì che questo centro bellissimo, dove a mio avviso più che la provincia, lo dico io, per carità, poi magari qualcuno dirà non è vero, magari aver fatto una grande residenza per i diversamente giovani in tempi non sospetti. Pensate che bello la vicinanza anche degli orti sociali, queste persone che avrebbero potuto anche avere una qualità di vita diversa. Là ce ne sarebbero stati veramente tanti, professor Favaretto. No, però è vero che quando la provincia acquisì, insomma questo lo dico così perché so come andò la vicenda, quando la provincia acquisì quella struttura, tutte le risorse che uscirono in termini finanziari da quell'acquisizione poi sono stati reinvestiti nella creazione di strutture. Per cui, per esempio, attraverso quei soldi sono stati costruiti i nuovi centri di salute mentale, sono state costruite delle comunità, ce n'è anche una lì vicino di comunità che fu costruita con quei soldi. Quindi in realtà sono stati poi reinvestiti quei soldi perché era giusto, perché appartenevano, no, sostanzialmente all'assistenza delle persone che avevano quel tipo di fragilità. E quindi sono state create delle nuove strutture, parlo di questo territorio, purtroppo non è successo dappertutto, questo naturalmente andrebbe vista luogo per luogo la storia che c'è stata, insomma. Però qui è andata così e questo secondo me è un fatto positivo che caratterizza questo tipo di territorio che ha
dato perlomeno rispetto alla continuità, no, di investimenti, una priorità agli investimenti per l'assistenza delle persone che avevano problemi. Ripeto, questo non vuol dire che funziona tutto, perché andremo fino a domani mattina, Mirella, se dovessimo parlare di tutte le difficoltà. Ma dobbiamo parlare non di quello che funziona, di quello che non funziona, professor Favaretto, io l'ho invitata apposta. Io ho solo detto che sono temi complessi, per questo ho detto dovremmo parlare fino a domani mattina, perché purtroppo non esistono, no, delle soluzioni semplici. Io credo che c'è stata un'evoluzione, c'è un'evoluzione tuttora, e c'è un'evoluzione anche nelle persone. Le persone sono diverse, insisto, i bisogni che ci sono oggi, no, non sono gli stessi che c'erano allora. Questo era un territorio, per esempio, il secolo scorso, facciamo un salto di 70 anni, di 100 anni, era un territorio caratterizzato in certe aree da grandissima povertà. C'era la pellagra, c'erano queste situazioni di malnutrizione, c'erano disturbi che erano legati anche a un cattivo livello di alimentazione, di stile di vita, per cui le persone sì avevano dei disturbi mentali e comportamentali, ma magari sulla base del fatto che erano fisicamente trascurate, per cui il GRIS di Mogliano Veneto, so cosa nasce? Nasce per sostenere i pellagrosi, ancora nel 1870, cioè c'era la necessità di prendersi cura di segnali però che erano conseguenti di una miseria in generale, no? Non possiamo oggi paragonare i bisogni di allora che, ripeto, si contestualizzavano in un certo tipo di territorio in quello di oggi. Oggi ci sono delle variabili importanti che vanno considerate e che rendono ancora più complicato il lavoro, ancora più difficile, e secondo me hanno anche fatto aumentare i bisogni, no? Altre volte, Mirella, ci siamo trovati a parlare dei giovani e delle difficoltà che ci sono. Che ne parleremo. E tutti i fattori di rischio a cui sono esposti, no? Pensi ai fattori di rischio a cui è esposto un giovane oggi, comincia da piccolino con i social, il telefonino, i contatti, l'esposizione pubblica, il giudizio degli altri, eccetera. E poi c'è l'esposizione alle sostanze, e poi ci sono le difficoltà con la famiglia, con i genitori, tutte cose che sono diverse, ma molto diverse rispetto appunto a tanti anni fa. Per questo, professor Favaretto, lei dice bene, però io invece non sono d'accordo, e lo dico perché a me piace anche fare questo, ecco, contraddittorio, nel senso, è vero che si sono create altre strutture, è vero, non bastano, oppure si sono create e sono vuote perché non abbiamo personale da mettere all'interno. Parlo delle case di comunità, ad esempio, dove sono stati chiusi ospedali per fare le case di comunità. Allora la mia domanda, siccome ci vivo dentro là, con gli orti sociali, e mi guardo attorno e dico, ma la mia città, visto che ieri abbiamo sentito che abbiamo 3.000 persone in attesa di entrare in una RSA o in qualche RSA che non ci sono, e chissà quando verranno realizzate, adesso poi siamo in campagna elettorale, c'è tutto bloccato, perché si cerca sempre di vendere quella che è la storia, perché costa troppo ristrutturare, e creare nuove realtà. Perché non investire? Il Sant'Artemio era nato per quello sociale, ammettere le fragilità, e il sociale, curare le persone fragili. Perché cambiare completamente destinazione d'uso e non dedicare queste strutture a quello che in futuro, perché bisogna anche guardare in futuro, non sempre guardare indietro, guardare avanti, e creare delle possibilità di dare a queste persone che, diventando diversamente giovani, hanno bisogno di tanto e di più. E questo non viene fatto. Noi continuiamo a vendere, continuiamo a cambiare le destinazioni d'uso, abbiamo delle ville venete bellissime e sono vuote, sono in decadimento, ma la prima cosa che si fa, si vende o si fa un cemento nuovo. E io non ci sto più, professor Favaretto, perché abbiamo fame di strutture. Allora noi siamo andati avanti, siamo nel 2025, adesso abbiamo una denatalità incredibile, un numero, avete sentito, 3.000 persone, se continuiamo così chissà quanto aumenteranno, che non riescono a entrare, ma non riescono a entrare non solo perché non c'è la struttura, ma perché non hanno neppure i soldi da entrare in una struttura.
Allora capisce, professor Favaretto, che quando guardo questa storia e dico, mamma mia, se avessero investito qua, negli orti, voi non avete idea cosa c'è all'interno degli orti sociali, strutture, dove ci siamo noi come associazione, per l'amor di Dio. Aver creato questo, come hanno fatto gli americani, perché noi copiamo sempre le cose sbagliate dall'America, ma i famosi co-housing, no? Famosi co-housing su questi posti, no, si è cercato di fare qualcos'altro perché al momento la politica ha deciso così. Ma il problema è che sono soldi pubblici. Allora, io chiederei, e lo dico più volte, professor Favaretto, ai politici che quando sono tanti soldi pubblici da investire, tu mi fai un elenco di cose che vorresti fare, però sono io poi cittadino, visto che pago io, che decido quello che secondo me nel territorio è più emergente. E sono convinta che se ascoltassimo i cittadini, forse i politici avrebbero le idee più chiare e non ci troveremmo in questa situazione che veramente io non so se riusciremo a farcela, perché i numeri non ci sono, non li abbiamo, le famiglie, specialmente le più fragili, sono in una difficoltà incredibile e questi suicidi che continuano ad aumentare, professor Favaretto, e non c'è più la miseria. Non si muore perché di fame, ormai non si muore più di fame, neppure di sete, si muore di qualcos'altro, di solitudine, perché nessuno ti ascolta, nessuno ti capisce. E allora non sarebbe il momento di far capire alla politica che bisogna investire nella famiglia, nelle strutture che servono, che magari abbiamo e possiamo mettere a disposizione dei giovani, dei diversamente giovani, degli ammalati? Professor Favaretto. Cara Mirella, anch'io sono una persona franca che ama il contraddittorio. Lei ha detto tante cose, ne ha dette alcune che sono sicuramente molto importanti. Io tanto non sono un politico, non decido niente, sono un professionista e ho delle opinioni che sono legate a come va fatto bene questo lavoro di assistere le persone fragili. A questo ci tengo moltissimo perché secondo me questo è un valore sociale, no? E sono d'accordo su una delle cose che diceva, quella delle priorità, cioè le persone fragili sono quelle che hanno bisogno di più, cioè essere equi oggi significa dare di più a chi ha più bisogno, non è dare a tutti lo stesso, non è questo. Una società civile è una società che in qualche maniera si occupa in primo luogo delle persone fragili. Su una cosa sono profondamente in disaccordo con lei. Non è detto che noi abbiamo bisogno di strutture, ma parliamone, è un'opinione. Perché non sono necessariamente le strutture che risolvono i problemi delle persone, ma è molto più importante sapere cosa si fa con le persone, che cosa gli si offre, esserci con le persone. E in questo senso la mancanza di risorse che pesa di più, secondo me, in questo momento, è la mancanza di risorse umane, perché per fare le cose con le persone c'è bisogno di persone. La fermo un secondo perché abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Allora, Santa Mirella. No, Santa, te prego, perché vuol dire... No, Santa. Vai Paola. Vabbè, anche se doveria, cioè sei l'unica che parla di queste cose in maniera realistica, e per realistica non dico a solita partita di pace, ma che si va ai fatti. Anche se bisognerebbe forse per questa immensa chiusura che c'è verso le persone fragili, con problemi e anziani, bisognerebbe parlarne tutti i giorni, però purtroppo, ma parlarne per arrivare a un dunque come fai tu. Dottor Favaretto, le strutture è la prima cosa, perché per esempio c'è una miriade di anziani, mi compresa, che siamo purtroppo ottantenni, ammalati, semi-autosufficienti. È vero che l'appartamentino di 53 metri quadrati è nostro, ma è vecchio di quasi 60 anni, non ha l'ascensore, quindi non si può uscire, non si può portarsi sulla spesa.
Ne paghiamo, abbiamo la nostra pensione, non siamo dipesi da nessuna nostra pensione, ma è di 1.000 euro, ne paghiamo 370 di condominio, quindi bollette eccetera. Cosa voglio dire? Che non ci possiamo permettere la persona che ne porta a casa a spesa, le famose, non ci possiamo permettere la persona che ci accompagni a fare una visita, cioè viviamo con i nostri problemi nella più grande solitudine. Se ci fossero le strutture e costano 2 soldi, perché come diceva Mirella è pieno, strapieno anche qua nel Padovano di ville meravigliose che te le danno a 100-200 mila euro, certo dopo bisogna ristrutturarle, ma se invece di spendere quasi 1 miliardo per il tram per rovinare Padova per arrivare 3 minuti prima ci fosse questa benedetta struttura, questo benedetto co-housing, anche le persone, quelle semi-inabili come posso essere io finché abbiamo ancora a testa a posto, potrebbero già abitare in un posto dove non si aspetta, disaspetta, me copo domani, aspetta un altro giorno, perché bisogna provare a vivere mesi, anni, ma qua è Pasqua, qua è una Natale, qua è ferie, non c'è nulla, c'è solo la nostra sofferenza, perché siamo pieni anche di malattie. Se ci fosse questa possibilità di abitare e di conseguenza potremmo anche aiutare le persone che magari mentalmente sono più sofferenti, la struttura è la primissima cosa, ma purtroppo la politica non gliene frega niente, perché non è complicato come dice lei, è semplice come dice la Mirella, tot skei va per queste cose, tot skei va per che altre. Grazie infinite Mirella, continua così e buongiorno a tutti. Grazie a te Paola, ma io dico quello che penso, quello che sento, siete voi quell'ascolto che faccio, perché veramente sono tra di voi e porto le parole che sento. Dopo giustamente il professor Favaretto, ecco, che è una persona competente e esperta, giustamente dice anche la versione che lui vede, che lui sente, però io sono, indipendentemente da quello che si dice, io sono veramente preoccupata per le fragilità, non c'è verso, professor Favaretto, ma lo siamo tutti e due, Mirella, lo siamo tutti e due preoccupati. Veramente io le ho detto che ho avuto questa persona che sto cercando di aiutare concretamente, che nella carta 9 persone in realtà non ne ha neanche una, ma lei ha detto non sono solo io rappresento tante persone, allora toglieteci tutto ma non fate vedere che abbiamo cose che non abbiamo nel concreto. Prego professor Favaretto. No, condivido anch'io la preoccupazione, solo che sto dicendo dobbiamo imparare dal passato, da quello che succede e dobbiamo avere tutta l'attenzione per capire quello che succede. L'ascoltatrice che ha chiamato e che saluto forse sta ponendo una questione che potremmo magari provare a interpretare così. Se avesse delle persone di riferimento che gli indicano che cosa fare, dove andare, quale progetto avere, quali supporti si possono avere, magari sarebbe supportata a cercare una sua soluzione personale. Perché poi è chiaro che il problema deve avere una soluzione concreta, cioè possiamo immaginarci tutto quello che vogliamo, ma poi concretamente le persone, questo dico, le persone hanno bisogno di avere qualcuno che fa qualcosa con loro e che l'aiuta a proseguire su una strada, che poi può essere una struttura, non è che le strutture non servono, certo. Ma se le strutture sono solo strutture, poi non ci sono le persone che ti accompagnano, che te le fanno utilizzare, che danno un senso rispetto al perché le fai, è chiaro che poi è la solita risposta, insomma mettiamo le cose lì, come succedeva una volta, mettiamo le cose lì, una volta che le abbiamo messe lì, le abbiamo risolte, ma la vita delle persone non sono cose che si possono mettere lì. Quello che ci dice la storia è interessantissimo, il fatto di poter sfogliare certe volte la storia di persone che sono passate appunto dentro il manicomio, di vedere la storia con le loro famiglie, le corrispondenze che avevano col fuori, le richieste che avevano di poter tornare, il fatto che certe volte potessero tornare, altre volte no. Insomma, tutte queste testimonianze di persone che hanno vissuto l'esperienza di dire stai lì e non esci più e va bene così, ci dicono che appunto non può più essere quella la soluzione. La soluzione è costruire valori di comunità, sapere da chi andare, chi ti ascolta, essere ascoltati. Questo secondo me è il vero valore. Essere ascoltati significa che ho un grosso problema e so che nella comunità ho un riferimento, che è un riferimento che può fare qualcosa, che ha le risorse per poter fare qualcosa, no? E in questo senso credo che sia la strada da battere,
perché sono d'accordo con lei che la situazione in questo momento è una situazione difficile, che non sempre ci sono le risposte e che le persone hanno comunque bisogno in una situazione che sta purtroppo diventando sempre più complicata, perché la popolazione invecchia molto, la natalità, come diceva, si abbassa, chi lavora e può sostenere, è sempre, le famiglie fatte da una persona sola sono sempre di più, perché poi non sono delle famiglie, sono appunto individui che vivono da soli, la rete sociale si sta indebolendo, allora è chiaro che bisogna rafforzare una comunità che dia risposte, una comunità che si parli, con cui si può parlare, perché i problemi non si risolvono solo prendendo una persona e mettendolo in un posto, insomma questa è una storia, un po' ce lo insegna secondo me. Però è anche vero, professor Favaretto, che noi ci ritroviamo senza strutture e senza persone, e questa è la verità. Non abbiamo le persone che possono seguirci, come diceva Sandra, cosa faccio, da chi vado, chi è, dove mi rivolgo. Abbiamo servizi sociali che dovrebbero essere reinventati, non è possibile chiudere il venerdì alle 13 perché le fragili c'è anche il sabato e la domenica, c'è gente che lavora negli ospedali, nei ristoranti, nei supermercati il sabato e la domenica, perciò non vedo perché i servizi sociali debbano chiudere il sabato e la domenica, e soprattutto sono preoccupata anche per il numero, come le dicevo prima, dei suicidi. Suicidi che riguardano non solo i diversamente giovani, vediamo anche coppie di anziani che si lasciano andare, e riguardano anche i giovani. Cos'è il suicidio? Come si arriva al suicidio? Di persone che minimamente sospetti che arriverebbero a un gesto estremo così, anche perché riescono a mettersi una maschera che è completamente diversa dallo stato d'animo che vivono, dalla disperazione che hanno dentro. Come si fa a capire? Però non è mica facile capire, è esaurito, è un momento così di depressione, e invece è un momento molto grave per il soggetto. Cosa bisogna fare? Come vede lei questi suicidi che aumentano nei giovani, nei meno giovani, anche nelle coppie? Prego. Beh, intanto bisognerebbe un po' discutere sul numero in assoluto, perché il suicidio è un comportamento prima di tutto, e sappiamo che i comportamenti possono essere ciò che si vede di qualcosa che è molto diverso, perché ci sono tante cose che possono portare le persone ad assumere un comportamento di questo tipo. Uno dei problemi di questi comportamenti è che cambia molto da situazione a situazione, da regione a regione, e non ha un modo di manifestarsi omogeneo, no? Mettiamo che ci siano 20 suicidi attesi per 100.000 abitanti, eccetera, che è una media insomma più o meno a spanne dell'Europa in generale, ma poi ci sono grandi differenze insomma fra zone e zone d'Europa, e anche fra zone e zone di una stessa regione, come da noi per esempio c'è molta differenza fra l'area della montagna e quella della pianura, ma questi non è che si manifestano uno al mese, ma si manifestano con una modalità che si dice a cluster, cioè a gruppo, no? Per cui magari in un periodo, in una settimana, ne succedono di più e mai per 2 o 3 settimane non ne succedono. La settimana che ne succedono di più, ovviamente ci si accorge di più, no? Che sono successe queste cose. Non solo c'è questo fatto di accadere a gruppo, ma c'è anche l'altro fatto che purtroppo spesso, e questo è un grosso problema secondo me per i media, per la stampa, per chi ne parla, c'è questo effetto un po' di contagio, di imitazione. Ci sono state esperienze anche in questo territorio di anni fa, quando una persona aveva un gesto suicidario grave, definitivo, con una certa modalità, e nel giro di un mese, 2 o 3 altre persone facevano la stessa identica cosa, no? Perché c'è purtroppo questo effetto ulteriore, no? Oltre a manifestarsi a gruppi, si manifesta con imitazione. Cosa c'è dietro questi comportamenti? Ci sono tante cose. Certe volte c'è una persona che è ammalata di un disturbo mentale, sì, spesso succede, può succedere. Non sempre questo succede, cioè non è automatico che ci sia un manifesto disturbo, per esempio una depressione gravissima, che è uno dei fattori di rischio molto alti, no? Per avere comportamenti di questo tipo. Non sempre succede. Certe volte ci sono persone
che per motivi che fino a quel momento non sono noti, non sono chiari, e d'altra parte capisce, se uno sospettasse, se le persone, se l'ambiente sospettasse, ci sarebbe un atteggiamento protettivo. Ora, in realtà questi comportamenti così diversi sono fortemente correlati ad alcuni fattori, ne dico alcuni, appunto la presenza o l'assenza di malattie mentali, il fatto che ci sia o non ci sia una situazione di crisi, di disagio in generale, se c'è una crisi sociale, se c'è un momento di difficoltà nella comunità, momenti di crisi economica, eventi stressanti come perdita del lavoro, cose del genere, ecco, questi sono tutti fattori di rischio che possono portare a questo tipo di comportamento. Ci sono dei segnali, professor Favaretto, che la famiglia dovrebbe un po' capire, dei segnali che questa persona fa vedere e fa capire? Certo che ci sono dei segnali, bisogna tenere conto che su questo è necessario differenziare molto fra quello che è l'ideazione suicidaria, cioè il dire il pensare, no, a questa cosa, bisogna differenziarlo con il comportamento un po' autolesivo, i tentativi che per esempio nei giovani sono molto frequenti, cioè ragazzi che prendono pastiglie, si tagliano, fanno cose di questo tipo. Non vuol dire necessariamente che vogliono commettere un atto suicidario, sono comportamenti molto significativi, però sono comportamenti a rischio. Per esempio questi sono segnali che vanno attenzionati da parte della famiglia, perché chiaramente non è chi ha un atteggiamento di questo tipo, che ha un'autolesione o ha un tentativo, chiaramente è più a rischio di poterli ripetere, e quindi è una situazione per esempio che va attenzionata. Un'altra fascia di età estremamente a rischio è la fascia delle persone in età avanzata. Insomma, le persone in età avanzata spesso in relazione ad alcuni fattori come isolamento sociale, solitudine, perdita dei contatti, eccetera, malattie fisiche, no? Una persona a cui viene fatta una diagnosi, per esempio, di una malattia fisica importante, grave, impattante, sono tutte persone a rischio. Quindi quando si colgono questi aspetti di una persona che non ha riferimenti, che è sola, eccetera, eccetera, e che magari ha un evento stressante grave, come un lutto, per esempio, no? Il coniuge che resta da solo, o ha perso magari un figlio, che è una delle cose più difficili emotivamente da sostenere, no? Nella vita di una persona. Ecco, quelli sono segnali di contesto che fanno pensare che quella persona potrebbe essere a rischio, e qui naturalmente diventa un po' un problema, perché qualche volta alcune persone, quando hanno un progetto di questo tipo, non lo rivelano ma lo nascondono, e questo comporta delle ulteriori difficoltà. Per cui certo la prevenzione si basa appunto sulla conoscenza del rischio, sulla conoscenza della vulnerabilità delle persone a questi comportamenti, sul fatto esiste, lo dico perché lo so, ma esiste a Treviso un tavolo provinciale di tutte le associazioni per la prevenzione del suicidio, un tavolo molto attivo che raccoglie tante associazioni e che fa iniziative di formazione per i sopravvissuti, per implementare le politiche, diciamo, di prevenzione. È un tavolo a cui partecipano non solo tutte le associazioni interessate, ma anche le istituzioni stesse, insomma, quindi in questo territorio si sta muovendo. Ci si sta dando da fare da questo punto di vista. Sempre questione di squadra, di rete, siamo sempre là, più siamo, più ci aiutiamo. Allora andiamo a vedere anche queste aggressioni ai sanitari e poi sentiamo cosa ci dice il professor Favaretto, perché anche qua ci sono dei numeri importanti ormai. Andiamo a sentire. Calci e pugni a 4 infermieri, nuova aggressione ai sanitari che per difendersi hanno chiamato il 112. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel pronto soccorso dell'ospedale di Padova. Qui era arrivata in stato di incoscienza una donna romena di 43 anni che al risveglio si è subito dimostrata aggressiva nei confronti di 4 infermieri presenti, colpiti con violenza, con calci e pugni. Al loro arrivo i carabinieri hanno bloccato la donna in evidente stato di alterazione alcolica e soccorso gli infermieri che hanno subito solo leggeri traumi. Dopo aver informato la Procura della Repubblica, i militari hanno arrestato la donna con l'accusa di lesioni personali, per lei anche una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Allora, professor Favaretto, la domanda è questa.
tanta rabbia che si manifesta poi con queste aggressioni su persone che non c'entrano niente, anzi sono là per curarti, per aiutarti, eppure non riescono a frenare questa rabbia. Ecco, cosa vuol dire? Cosa c'è che non va? Perché su questi ambienti sai che è là dove puoi essere curato, ascoltato, capito che non hai avuto fino al momento. Però quando arrivi là vuol dire che sei all'estremo delle forze. È da fare la prevenzione prima che dovrebbe servire, perché quando arrivi là in quelle condizioni vuol dire che ormai il limite è stato superato. Ecco, anche qua, chi dovrebbe intervenire? Chi dovrebbe capire che questa persona ha bisogno di... È possibile che tutta questa rabbia si manifesti solo in quel momento, oppure si è manifestata anche prima, non a quel livello, ma nessuno l'ha fermato? Bella domanda, Mirella, insomma mi sta prendendo un po' per un semituttologo, nel senso che quello che posso dirle sono le mie idee rispetto a questo fenomeno, che anche questo è un comportamento, quindi è un fenomeno complesso, però ha ragione, è un fenomeno importante perché è un indicatore di qualcosa, è un indicatore di qualcosa sia relativamente alle strutture, cioè cosa succede nelle strutture, sia relativamente alle persone che poi hanno questi agiti e questi atteggiamenti. Una cosa che se ne deriva, che si capisce immediatamente, è che la cultura sociale, la visione sociale delle persone che ti curano è completamente cambiata, nel senso che sicuramente questi fenomeni oggi sono più frequenti, purtroppo, di quanto fossero una volta. Il che significa che l'idea, no, che quella persona sta facendo, è lì per te, sta facendo qualcosa per te, è a disposizione tua e tu la aggredisci, vuol dire che il modo di pensare, di cambiare, di rappresentarsela non è più quello di prima, no? In cui c'era in qualche modo il rispetto, se vogliamo, no? Sulla persona che sta lavorando per te. Cos'è che è cambiato? Qui possiamo fare tante ipotesi, io dico quello che dal mio punto di vista è molto rilevante. È cambiata il vissuto del senso di responsabilità che noi abbiamo. C'è una trasformazione sociale importante che fa sì che sempre di più si tende ad attribuire la responsabilità a quello che si succede agli altri, no? E quindi l'aspetto interiore, diciamo, di dire bene, io ho un problema, questo è il mio problema, come possiamo affrontarlo, che cosa è utile, facciamolo insieme, cioè quello che è un atteggiamento, diciamo, adulto, no? Paritario, maturo, sia sommerso da quell'impulsività legata a rabbia, frustrazione, necessità di avere subito, l'incapacità di gestirsi la paura, l'angoscia, perché per esempio una persona che va in un pronto soccorso ci va di solito perché è spaventata, è preoccupata, gli sta succedendo qualcosa, no, di allertante, e se non trova subito una risposta immediatamente c'è quello che naturalmente sa capire, sa mettersi nel contesto, ha una responsabilità rispetto al contesto. E purtroppo sempre meno invece sono le persone che questa responsabilità la esercitano davvero, per cui arrivano lì e hanno un'aspettativa perché deve essere subito tutto immediatamente, non rendendosi conto, per esempio, che un pronto soccorso fa quella cosa che si chiama triage e dice no, questa cosa è importante, meno importante, eccetera, eccetera. Ma questo è solo uno degli aspetti del problema. Ad aggravare questo c'è il fattore esposizione alle sostanze, no? Chiaro, le sostanze cosa fanno? Disinibiscono, no? Tolgono quelli che sono quei freni inibitori, quella capacità di ragionare, quel modo di affrontare le cose, per cui se una cosa mi fa un po' arrabbiare, dopo che ho bevuto una bottiglia mi fa molto arrabbiare, no? Cioè non riesco più a trattenerla questa rabbia e allora immediatamente... È chiaro che sono segnali di fragilità personale, certe volte sono segnali di immaturità personale, di profonda immaturità personale. Allora, professor Favaretto, io purtroppo al Banco Solidale, per fortuna arrivano tante persone e noi anche le ascoltiamo molto. E mi è arrivata una persona anche giovane, una persona di 40 anni, che mi ha detto, sai Mirella, soffro di un disturbo complesso convulso ossessivo. Cosa sarà sta roba? Ecco, cosa sarà sta roba? Ho detto, mamma mia.
e vederla sembrava la donna più bella, più felice del mondo. Cosa vuol dire quello che lei ha cercato in parole sue, poveretta, perché non è che sappiano anche spiegarsi molto bene, però ti fanno capire che hanno bisogno di essere ascoltati in maniera diversa, che hanno un problema grave ma che non riescono a capire neppure loro. Cos'è questo disturbo, professor Favaretto? Beh, immagino, suppongo che questa persona le ha detto di soffrire di disturbo ossessivo compulsivo, che poi è questa la definizione. Ecco. È uno dei tanti disturbi legati a problemi di ansia che si manifesta con la necessità da parte delle persone di difendersi da alcuni pensieri intrusivi, non voluti, che, come dire, creano preoccupazione nella persona e che poi di conseguenza comportano la necessità per la persona di fare alcune cose per rassicurarsi, per calmarsi, insomma un pochino, tanto per essere molto, molto schematici. Ma, ripeto, è uno dei tanti disturbi legati a problemi di ansia profonda, perché quando parliamo di disturbi mentali non è che ci sono i disturbi mentali gravi, quelli molto... Questo è un disturbo mentale del quale stiamo parlando, professore? Dipende come utilizziamo questa parola, direi di sì. Stavo appunto dicendo che quando parliamo di disturbi mentali sono quelli molto gravi, quelli che magari noi pensiamo siano evidenti perché si concordano con quell'idea che abbiamo della persona, no? Un po' fuori, eccetera, perché c'è un comportamento disorganizzato, ci sono dei sintomi molto evidenti, ci sono quelli, diciamo, più gravi, ma ci sono anche quelli meno gravi, insomma, no? Legati per esempio all'ansia o a un abbassamento del tono dell'umore, come una depressione. Questi disturbi, ansia e depressione, sono i cosiddetti disturbi mentali comuni. Si chiamano comuni proprio perché sono molto frequenti, cioè si calcola, e io sto stretto, che il 10% della popolazione possa avere problemi di questo tipo. Cioè significa che una persona su 10 nel corso della vita, e ripeto, io sto stretto perché ci sono statistiche di prevalenza che parlano molto di più, che comunque il 10% delle persone possa avere durante la sua vita problemi con l'ansia o con degli episodi di depressione più o meno gravi. Quindi i disturbi mentali riguardano tutto l'aspetto della vita emotiva e cognitiva, no, dell'individuo, e ripeto, non sono solo i disturbi gravi, ma sono anche tutti quelli che possono avere a che fare con situazioni che tutti quanti conoscono, perché poi se lei chiede a uno, sai cos'è l'ansia? Lo sanno tutti, perché l'hanno provato tutti. Se chiede a uno cos'è... ecco. Professor Favaretto, un'altra cosa che volevo chiedere, che riguarda soprattutto, qua parliamo di ragazzi, questo uso di droghe sintetiche, alcol, chi ne ha più ne metta, farmaci, psicofarmaci. Cosa sta succedendo a questo giovane che trova il nemico dietro l'angolo, anche a poco prezzo, non si può difendere perché, ecco, la voglia anche di provare, di iniziare a capire cosa c'è dietro questa droga, lo incuriosisce magari, fa parte di un gruppo che già la usano e se non lo fai sei anche fuori dal gruppo, ma soprattutto questo ragazzo che è morto qua a Treviso, di questa mamma con la quale io ho parlato assieme, che mi ha detto, sai, mio figlio mi diceva, mamma, sono felice, lasciami stare perché sono felice. Allora vogliamo spiegare un pochino a questi genitori, a queste persone che la stanno ascoltando, e le posso assicurare che sono tante, professor Favaretto, cosa sta succedendo a queste famiglie, perché noi non dobbiamo parlare di ragazzi, dobbiamo parlare di famiglie. Prego, professor Favaretto. Cara Milena, anche questa una bella domanda. È una bella domanda, poi è chiaro che ci troviamo, perché dire le cose hanno una loro complessità, non è mai simpatico, ma ce l'hanno le cose, la loro complessità, e lo sbaglio più grande che si può fare è di affrontare le cose complesse in modo superficiale, no? Ha detto bene sul fatto che non è una questione dell'individuo, ma è una questione di ricambio di generazioni, di passaggio di generazioni, e il passaggio fra generazione e generazione comporta delle discontinuità sul modo di vedere, sul modo di rapportarsi, per esempio sul modo di vivere le relazioni sociali, no? I ragazzi oggi vivono le loro relazioni, il gruppo, in maniera completamente diversa da quella della generazione precedente e ancora diversa da quella prima, e in più c'è il tipo di rapporto che c'è fra le generazioni, cioè che tipo di rapporto hanno questi genitori con questi figli di oggi, che non è lo stesso del rapporto che questi hanno avuto con i loro genitori.
E qui cominciano un po' le difficoltà, cominciano il problema, cioè che tipo di genitori ci sono. Lei deve tenere conto che quando un ragazzo diventa adolescente cresce anche da un punto di vista, diciamo, della sua struttura fisica, tutta la parte, come dire, che è votata alla ricerca del piacere, dei propri desideri, delle proprie cose, cresce. La parte, diciamo così, che è legata un po' alle funzioni, sto schematizzando, ma insomma comunque il concetto è questo, la parte che è legata un po' ai pensieri, alla critica, al ragioniamoci sopra, cresce un po' più lentamente, no? Per cui lei ha quello che si chiama adolescente, una grande spinta, no, vitale, un desiderio di provare, di fare, di cercare piacere, e una parte regolativa che non è ancora pienamente sviluppata, ed è quello che succede, che è sempre successo. È chiaro che in quel momento la funzione educativa di chi sta intorno è fondamentale, perché un po' sostituisce, no, quelle capacità che non sono ancora state completamente sviluppate. Ora, l'esposizione al mondo, no, dei ragazzi è tale per cui questi incontrano il mondo che trovano intorno. Se solo 30 anni fa un ragazzo particolarmente motivato poteva dire ma io sono incuriosito da queste sostanze, voglio cercare, voglio andare a vedere, e quindi erano anche persone un po', diciamo, particolari, che avevano una loro propria fragilità. Adesso non è così, succede esattamente il contrario, cioè solo chi è più bravo, chi è più strutturato riesce a dire no, non voglio provarci, no? Riesce a difendersi da questa che è un'offerta sommergente, no? Per cui sono cambiate le sostanze, però intanto si è abbassato l'età in maniera molto rilevante. Adesso parliamo di ragazzi che alle medie hanno le loro prime esperienze con alcune sostanze o con l'alcol. E questi sono naturalmente fattori che poi ricadono pesantemente, insomma, su un po' l'evoluzione delle persone stesse. Professor Favaretto, un'altra cosa importante, che sono molto preoccupati anche gli addetti ai lavori, è questa anoressia che inizia veramente a preoccupare. Queste sono le domande che le devo fare, soprattutto per far capire a casa cosa possono fare questi genitori, che ho sentito l'altro giorno questo medico ha detto si inizia già a parlare a 9 anni. 9 anni si inizia a parlare di questa patologia che può diventare veramente grave se non viene presa in tempo. Ecco, per questo io le chiedo questo, perché bisogna che iniziamo a fare prevenzione e la facciamo con l'informazione da persone competenti. Cosa succede a questo bambino, a questa bambina che a 8 anni inizia a dare dei segnali, perché li dà: non mangio più, non mi interessa più quello che mi interessava prima, gli hobby, tutte queste cose, e cominciano a chiudersi in un mondo che diventa molto molto pericoloso. Prego, professor Favaretto. Sì, anche questo è un argomento molto delicato. I disturbi della nutrizione, si chiamano così, sono il modo di manifestarsi di una fragilità, soprattutto fra le ragazze. Ci sono delle differenze di genere, no, nella fragilità. Non sono esclusivi delle ragazze, però soprattutto fra le ragazze in percentuale molto elevata. E i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono disturbi che anche qui, un po' come dicevamo prima rispetto all'uso di sostanze, si stanno abbassando nell'età d'esordio. Se lei va a leggere cose di 30-40 anni fa, l'età d'esordio era 14, 15, adesso sempre, diciamo che 9 anni è sicuramente eccezionale, però ci sono, non è straordinario, ecco, non è straordinario. Però possono essere 11, 12, insomma, che sono... Che cos'è che succede? Qual è il problema fondamentale? Che anche qui è un comportamento che può essere diverso, può essere rifiutarsi di mangiare, oppure mangiare tanto in maniera compulsiva, vuol dire istintiva, forte, per poi magari dover avere delle condotte per compensare il fatto di aver mangiato tanto, no? Quindi, non so, vomitare, fare cose di questo tipo. Ora, questo è il comportamento. Qual è il problema che ci sta dietro? Il problema che ci sta dietro è l'idea di come sono, cioè che nella testa di queste persone, di queste ragazze, l'idea è: sono troppo grassa,
non va bene come sono, devo essere più magra. C'è quello che si chiama un disturbo dell'immagine del proprio corpo, perché non viene percepito per quello che è, ma viene percepito come troppo, che quindi bisogna ridurlo. Allora c'è un'ossessione nei confronti del peso, costante. Sono ragazze attentissime alle calorie, a quanto prendono, eccetera, eccetera. E cosa succede? Che si determina qualche volta nella famiglia poi una conflittualità fortissima che è sul mangia, no che non mangio, devi mangiare, cosa stai facendo, eccetera, eccetera, che crea una sorta di contrapposizione. E lei sa bene, Mirella, che quando uno si mette contro l'altro, insomma, sì, si fanno i bracci di ferro, però possono andare avanti. E alla fine i conflitti non risolvono mai niente, no? È quando, come dire, la perdita di peso comincia a diventare significativa e ci sono degli indicatori proprio, insomma, che riguardano il rapporto fra peso, altezza, le tabelle evolutive, eccetera, eccetera, e lì bisogna cominciare un po' a preoccuparsi, no? Bisogna preoccuparsi perché c'è bisogno in quel momento di valutare che cosa sta succedendo. Ci sono in provincia dei centri dedicati ai disturbi della nutrizione, sia dell'ambulatorio, sia centri diurni, sia delle comunità. Bisogna in qualche maniera essere supportati e dico, secondo me, uno dei segnali i due segnali fondamentali sono l'eccessiva preoccupazione per il peso e per il corpo e una perdita di peso relativamente rapida in un periodo breve di tempo. Ascoltate bene, soprattutto quando ci si aspetta che ci sia un aumento, una crescita, perché siamo in età preadolescenziale, adolescenziale, quindi ci si aspetta che ci sia una crescita. Questi sono i due segnali importanti, ripeto, sui quali non è questione di cattiva buona volontà, è inutile sgridare, punire, fare conflitti, eccetera, eccetera, ma bisogna dire no, qua la situazione va un po' valutata. È un disturbo mentale che magari si manifesta a una certa età, ma si nasce così, professor Favaretto? È un disturbo che si manifesta a una certa età, è un modo di manifestarsi la fragilità. Oggi è, come dire, più evidente e più frequente di quanto fosse 100 anni fa. Per esempio nelle nostre cartelle dell'archivio non troviamo tante di queste storie, non ce ne sono, perché è uno di quei disturbi che è collegato a una pressione culturale, no? Per una ragazza, per una donna, la pressione culturale di come appare, di com'è, come viene giudicata, come la vedono gli altri, se è bella, brutta, grassa, magra, eccetera, eccetera, no? Questo oggi è molto importante, quindi questa pressione culturale sul corpo e soprattutto sul corpo delle ragazze è uno degli elementi, per esempio, che fa sì che questa preoccupazione di essere sbagliate, sia il retroterra su cui poi queste paure possono in qualche maniera consolidarsi e diventare una malattia. Certo che è una cosa che ha a che fare con l'affettività, con l'emotività, con la mente delle persone. Sicuramente. Allora anche questa mattina, come sentite, siamo stati a scuola, avete sentito, avete ascoltato, avete preso qualche appunto, perché io penso che un'informazione corretta da persone competenti sia fondamentale, specialmente in questo periodo di grande, grande fragilità in tutti i sensi, perché a mio avviso siamo tutti fragili e dobbiamo ascoltare le persone, quelle competenti, quelle brave, che ci dicono anche come comportarci, cosa fare e soprattutto avvicinarsi, se è in difficoltà, agli esperti e non fare il fai da te oppure nascondere la polvere sotto il tappeto, perché è molto pericoloso. Perciò io ringrazio tantissimo il professor Gerardo Favaretto, psichiatra, di essere stati con noi. Pubblicità. E vi presento subito con delle immagini molto belle il professor Paolo Ochner,
astronomo, osservatorio astrofisico di Asiago. Grazie veramente, professor Hochner, di essere qui, almeno andiamo nello spazio, visto che in terra stiamo così male ultimamente, cerchiamo di volare un po' più alto, andiamo nel cielo con queste stelle meravigliose. Saluto anche il professor Marco Betti, sociologo, Federsanità ANCI Toscana. Grazie anche a lei, professor Betti, di essere qui con noi. Allora, io partirei proprio dal professor Hochner. Allora, cosa sta succedendo nel cielo? Cosa ci racconta? È sempre un piacere averla ospite, professor Hochner. Queste stelle cosa ci dicono, questi astri? Prego, professore. Buongiorno a tutti e a tutte. Veramente oggi sta piovendo, quindi stiamo aspettando che torni il bel tempo per fare delle osservazioni nei prossimi giorni. Adesso sembra che da domani sera si rimetta il bello, quindi riusciremo di nuovo a osservare anche qui da Asiago. Il problema invece che non si pone quando si va a osservare nei deserti, come appunto alle Canarie o in Cile, dove ci sono i grandi telescopi italiani ed europei che ci permettono di andare a colpo sicuro e di osservare anche tante notti di fila, visto che lì appunto il cielo è quasi sempre limpido. Professor Hochner, cosa ci dice la scienza in fatto proprio di astri, di stelle? Perché noi sappiamo veramente poco, però è una cosa che ci incuriosisce, ecco, vogliamo capire di più. Ecco, lei forse può, in parole anche semplici, può spiegare l'importanza degli astri, delle stelle, e soprattutto mi viene in mente il discorso che ha fatto il nostro grande presidente Mattarella, che ha detto che ormai questo spazio stanno cercando di inquinarlo sempre di più, che bisogna stare anche un po' attenti perché non si capisce bene cosa sta succedendo. Ecco, secondo lei cosa sta succedendo nello spazio, professor Hochner? Ma il Presidente si riferiva allo spazio vicino, nel senso quello intorno ai 400-500 km, dove ci sono tantissimi satelliti che stanno creando problemi anche noi per l'osservazione, perché ormai siamo a oltre 10.000, ma l'idea è di arrivare nei prossimi anni a 40-50.000 satelliti che orbitano intorno al nostro pianeta, che creano problemi per le osservazioni perché essendo più in alto rispetto a noi sono illuminati dal sole anche quando qua è già sera, oppure al mattino quando qua deve ancora albeggiare, e quindi ci sono queste strisce che ci passano davanti alle stelle, quindi compromettendone l'osservazione. E poi abbiamo il problema dei detriti, perché ogni tanto succede che questi satelliti hanno dei problemi, possono anche esplodere e producono milioni di frammenti, che questi vanno a danneggiare gli altri satelliti e possono anche produrre problemi nella nostra atmosfera, come recentemente ha parlato un nostro studente, perché è proprio di Asiago, Cristiano Rigoni, che sul Bo Live ha fatto un bel intervento parlando appunto dei problemi che può creare tutto questo pulviscolo prodotto dai satelliti, ad esempio nella fascia dell'ozono. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi andiamo da un altro ospite, andiamo dal professor Marco Betti. Prego, Vladimiro. Grazie Mirella, buongiorno al signor astronomo. Volevo fare una domanda proprio al tuo ospite astronomo. Cioè, mettendo da parte personaggi attualmente esistenti, ma il fatto che tra qualche anno, non troppi anni, con la costruzione delle basi lunari stabili, no, inizierà l'era nella quale l'umanità non vivrà più in un unico corpo celeste, ma in due, per esempio, no? Cioè, inizierà l'era nel quale l'uomo inizierà a vivere in più posti, in modo stabile, in più posti dell'universo. A me mi crea un po' di emozione. Ecco, vorrei sapere a lei questa prospettiva, a me non può creare un po' di emozione, oppure la guarda in maniera abbastanza professionale, un po' fredda, ma non le emoziona più di tanto. Grazie, buongiorno. Grazie a te Vladimiro, prego professor Hochner. Mi emoziona e mi preoccupo anche, perché in realtà dipende cosa si vuol fare sulla Luna, perché se si vuole trasformare la Luna in una miniera questo mi preoccupa, se si vogliono fare invece cose più scientifiche questo mi emoziona. Sicuramente è una grande sfida che comporterà anche delle ricadute per noi sulla Terra. Parlo anche di ricadute tecnologiche, pensiamo ad esempio alle ricadute dopo le missioni lunari, quelle degli anni 60,
Se noi adesso abbiamo una bicicletta che pesa 5 kg è grazie alle missioni spaziali che hanno permesso di sviluppare le leghe leggere, oppure anche tutti gli abiti che abbiamo che ci proteggono dal caldo e dal freddo, anche quelli sono stati studiati per le missioni spaziali. Quindi diciamo, c'è un doppio filo, c'è la parte diciamo, sicuramente emozionante di pensare che probabilmente dal prossimo decennio sarà possibile avere sempre una persona, magari anche qualcuna in più sulla Luna, non sempre le stesse, perché poi comunque l'ambiente lunare non è idoneo per una permanenza stabile delle stesse persone, quindi ci sarà un'alternanza come avviene adesso sulla Stazione Spaziale Internazionale, però appunto poi bisogna vedere cosa faranno anche i privati, perché chiaramente un privato va sulla Luna per far guadagni, non va per emozioni o per studi scientifici, quindi diciamo che sì, emozione ma anche preoccupazione. Senta professor Hochner, sulla scala da 1 a 10 quanto è preoccupato? 8. Avete capito perché gliel'ho fatta, perché io l'ho sentito il professor Hochner, ecco, dalle sue parole che traspare questo. Sentiamo cosa ne pensa anche il professor Marco Betti, ecco, sociologo che si occupa anche di Federsanità. Qua siamo avanti così, andiamo tutti fuori, veramente i neuroni partono perché non riusciamo più a capire veramente la mente umana dove può arrivare. Non so se lei ha seguito un po' l'ospite che avevo prima di lei, il professor Favaretto, psichiatra, e non è da stare allegri, qui c'è qualcosa che non funziona più. Cosa dice professor Betti anche in merito a quello che ha detto anche il professor Hochner, perché è stato molto chiaro, ecco, pacato ma molto chiaro. Prego professor Betti. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Io rimango sempre affascinato quando ascolto docenti che parlano di astrofisica, perché è un mondo così affascinante, così anche incredibile da concepire, e mi preoccupa il fatto che il professore sia preoccupato su una scala da 1 a 10, 8, quindi che l'idea che lo spazio possa diventare un ambito non tanto di ricerca o di interesse scientifico quanto piuttosto per macinare utili. Lo capisco che le dinamiche economiche portino anche a questo, però mi preoccupa la preoccupazione del professore. Sull'intervento che è stato fatto in precedenza, credo che comunque abbiate trovato già nel dialogo la chiave, che è quella della prevenzione. Noi dobbiamo rimettere al centro il tema della prevenzione, che non riguarda soltanto le fasce più anziane della popolazione, ma riguarda anche le fasce giovani. C'è già un dibattito in corso, soprattutto sugli effetti che ha avuto il Covid rispetto ai giovani studenti, e credo che la classe degli studenti, quella fascia di età che va dalle scuole medie fino alle superiori, debba essere maggiormente attenzionata. Dobbiamo anche probabilmente cambiare lente rispetto ad alcuni modi di vedere le cose, di vedere le dipendenze, di vedere i disturbi dell'attenzione, perché cambiando il contesto dobbiamo riadattare anche gli strumenti che utilizziamo. Professor Betti, è vero, però è anche vero che se non ci danno le armi per combattere e fare prevenzione non andiamo da nessuna parte, perché per fare prevenzione bisogna investire sulla famiglia, investire sulla scuola, investire di più anche nella sanità. Noi abbiamo una sanità che funziona, ci mancherebbe altro anche che non funzionasse, la paghiamo anche, speriamo bene, perché è sempre là il nocciolo della questione. Però noi vorremmo più servizi alle persone, ma i servizi alle persone non è che li puoi creare dalla sera alla mattina, devi aver investito per fare questo, devi aver fatto formazione. E questo non è avvenuto. Noi abbiamo queste case di comunità vuote, abbiamo 3.000 persone che aspettano di entrare nell'RSA, abbiamo veramente una solitudine pazzesca, lo abbiamo sentito anche dalle telefonate.
Allora qualcuno non è stato lungimirante o ha guardato da un'altra parte, i problemi sono altri. Ho capito che bisogna mettere in sicurezza il paese, poi vedremo se questa preoccupazione da 1 a 8 che riguarda il professor Hochner, molti esperti saranno anche al 9-10 magari con quello che sentiamo. Ecco, cosa si sta facendo per cercare invece di investire e di fare prevenzione? Noi continuiamo a parlare di votazioni, di elezioni, di guerra, ma i bisogni del paese sono altri, anche una sanità che funzioni di più. Ma tu stai bene? No, bisogna vedere anche le cose che non vanno bene, è facile dire stai bene. Abbiamo parlato di fragilità, di sicuro non stanno bene. Prego, professor Betti. Allora, sicuramente c'è stato un ritardo generale di quelli che si chiamano policy maker, dei decisori rispetto a quelle che erano le sfide che oggi si sono concretizzate e le cose che avremmo dovuto fare. Quindi siamo arrivati un po' lunghi su alcune cose, però è anche vero che è sempre difficile prevedere il futuro, anche se si hanno dati, anche se si hanno teorie. Nessuno si aspettava un'epidemia come il Covid e gli strascichi che ha lasciato. Nessuno si aspettava le tensioni globali che vediamo oggi e gli strascichi che lasceranno. Quindi sicuramente c'è una responsabilità dei policy maker, però diciamo non vorrei che questa fosse una, si dice, razionalizzazione a posteriori, no? Cioè questi sono i risultati, allora sappiamo la causa. Su cosa fare? Probabilmente dobbiamo entrare nell'idea che le risorse che possiamo destinare alla sanità, all'istruzione, al sostegno alla famiglia ormai sono queste, realisticamente non potranno crescere. Quindi dobbiamo cambiare un po' la prospettiva, dobbiamo chiederci con quello che abbiamo cosa possiamo fare per migliorare. Ci sono dei processi che possono essere ottimizzati, ci sono delle risorse che possono essere riallocate, appunto la prevenzione libera nel medio periodo alcune risorse, quindi su questi aspetti possiamo ragionare, possiamo fare ancora tanto. E l'altra dimensione è quella della digitalizzazione. Stiamo gradualmente, con alcuni ritardi, implementando il fascicolo sanitario elettronico, si stanno consolidando le esperienze di telemedicina e questo può essere un modo per fornire servizi migliori, dare una maggiore presenza anche dei sistemi sociosanitari sul territorio alle persone e ridurre un po' i costi. Quindi se dovessi, come dire, fare una previsione, mi aspetto che le cose miglioreranno, ma non che ci saranno grosse risorse in più da destinare. Allora, professor Hochner, ha sentito quello che ha detto il professor Betti, affascinante questo mondo che vediamo questa mattina, che lei ci sta spiegando. Ecco, i giovani e l'astronomia, come la vedono? Come vede lei questi giovani che si avvicinano a questa scienza meravigliosa? Prego. Beh, noi li seguiamo, diciamo, fin dalla scuola di infanzia fino ai nostri studenti dell'università, quindi qui ad Asiago abbiamo moltissime visite e appunto cerchiamo di seguirli al meglio e vedo appunto, perché io ormai sono qui da 15 anni, appunto l'aumento appunto della fragilità, specialmente nei nostri studenti dell'università, perché quelli diciamo li seguiamo maggiormente. Però l'unica cosa da fare è di seguirli, aiutarli, quindi dargli il massimo sostegno, cioè dare tempo. Purtroppo il tempo è la grandezza che manca di più nella nostra società, però penso che l'unica soluzione sia quella, insomma, seguirli il più possibile. Professor Hochner, tutti questi missili, che vediamo, questi satelliti, queste guerre, incideranno su un clima futuro? Perché molti si chiedono, ma alla fine poi cosa succederà? Perché noi vediamo delle cose pazzesche e non c'è una sola guerra. Ci sono, come dice Papa Francesco, che salutiamo, stai bene Papa, mi raccomando, curati. Cosa sta succedendo? È possibile che i grandi della terra non riescano a capire che veramente c'è un solo cielo, non è che ce ne siano tanti di cieli e che dobbiamo salvaguardare e non guardare solo al business, a quello che al momento torna più a mio favore perché comando io. Prego, professor Hochner, cosa ci dice?
Sarebbe interessante avere dei dati appunto sull'impatto che stanno avendo le guerre, però al momento non ho trovato granché a riguardo. Sicuramente impattano tantissimo. Immaginate, oltre appunto alle bombe di per sé, a tutte le raffinerie che esplodono, le centrali elettriche, i metanodotti che vengono fatti esplodere col metano che esce direttamente in atmosfera, quindi sicuramente crea impatto, però appunto non sono a conoscenza appunto di Ma è studi preoccupato di questo, professor Ochner? Ah beh certo, perché già studi fatti in passato sulle guerre mondiali hanno comportato appunto dei mutamenti climatici, seppur limitati, e qui invece ci andiamo giù ancora più duro, quindi mi aspetto sicuramente che ci sia un impatto sul clima di qualche tipo, per non parlare poi della disgrazia umana, perché poi l'impatto ancora maggiore è quello, perché noi siamo qua relativamente tranquilli, ma chi si trova lì ha anche problemi che non sono solo ambientali. Allora sentiamo anche il professor Betti, ecco, questa preoccupazione, perché qualcuno sta cercando di tutto e di più per farci vivere meglio, trovando nuove terapie, nuovi farmaci, una sanità veramente che ti faccia guarire, poi arriva questa persona umana, ecco, che decide che è tempo di invadere, di colpire, di uccidere, di far esplodere queste bombe, questi giacimenti, e allora noi diciamo ma veramente la mente umana dove può arrivare, professor? Oppure abbiamo ricercatori, scienziati, l'ha detto lei con la pandemia, cosa sono riusciti a fare? Forse là i grandi della terra hanno avuto paura di morire, allora hanno investito, si sono messi tutti d'accordo e i vaccini sono arrivati in pochissimo tempo, ecco, perché hanno fatto squadre, hanno impegnato molto soldi. Possibile che veramente le popolazioni non contino più niente, ma sulla sanità vediamo anche delle forti lacune, nel senso che io non devo essere fortunato a vivere in quella regione, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è scritto anche nella Costituzione. Prego, professor Betti. Sì, esatto, questo probabilmente è il tema principale, ovvero che quello alla sanità è un diritto, il diritto alla salute è un diritto costituzionale, quindi ci sono persone che vivono in altre regioni che senza nessuna colpa, senza nessuna responsabilità si trovano ad avere servizi sanitari che sono molto meno efficienti rispetto a quelli di altre regioni. È anche vero però anche su questo alcune regioni ci guadagnano perché la mobilità sanitaria viene pagata, quindi anche in piccolo le dinamiche che vediamo a livello globale sull'incapacità dei decisori dei grandi paesi di prendersi cura del mondo, lo vediamo anche sull'incapacità dei nostri decisori regionali di capire che quando un cittadino si sposta da una regione in un'altra, arricchendo anche l'altra regione, questo crea un problema. Il PNRR doveva cercare di riequilibrare le prestazioni tra le diverse regioni e la mia paura è che invece finisca per aggravare le differenze con le regioni più virtuose che fanno un passo in avanti e quelle più in difficoltà che si trovano più indietro. Ecco, mi piacerebbe che magari anche nel dibattito politico, anche nel dibattito regionale, il tema dell'equità, della convergenza tra le diverse regioni tornasse ad essere al centro. Invece mi sembra che non sia un argomento centrale, anche perché probabilmente siamo catturati da altre notizie più preoccupanti come quelle sulla guerra. Sì, però professor Betti è anche vero che dobbiamo capire che abbiamo una popolazione che sta aumentando sempre di più di diversamente giovani e ieri anche questa mattina si parla di numeri incredibili, 3.000 persone che sono in lista per entrare nell'RSA che non abbiamo. C'è qualche città che sta facendo qualche ampliamento, però veramente dico house importanti dove portare anche queste persone ad atterrare dolcemente non è che ce ne siano molte. E poi si sposta la palla sempre al governo, ma sono le regioni che hanno in mano il problema delle RSA
delle IPAP, o sbaglio, professor Betti? Sì, c'è una quota di pagamento anche da parte degli enti locali. Questo probabilmente è il problema strutturale più rilevante per la nostra popolazione. Noi abbiamo una popolazione che invecchia, fortunatamente, e invecchia anche perché appunto abbiamo sistemi sanitari tutto sommato funzionanti, ma non siamo preparati a questo tipo di invecchiamento. Se lei pensa ad esempio che noi ancora non abbiamo una legge sulla non autosufficienza, anzi ce l'abbiamo grazie al PNRR, su questo si è formato un patto di ricercatori, di esperti, di attori che ha cercato di spingere il governo ad applicare una riforma per la non autosufficienza, che diventerà uno dei problemi dei prossimi anni. Ecco, su questo forse effettivamente dovremmo fare molto di più, perché sappiamo che questa è una tendenza strutturale che potrà solo crescere nei prossimi anni. Quindi sarebbe bene che quando dialoghiamo con le regioni, con il governo, anche i giornalisti, anche l'opinione pubblica chiedesse qualcosa in più rispetto all'invecchiamento della popolazione, perché poi si fa presto a dire che la popolazione invecchia, ma non tutti invecchiano alla stessa maniera, non tutte le fasi dell'invecchiamento sono le stesse, ci sono anche opportunità di crescita per gli anziani, un'opportunità per un loro coinvolgimento nella società. Quindi c'è tutto un filone che si chiama Silver Economy, l'economia delle persone con i capelli d'argento. Quindi insomma, secondo me questo è un ambito su cui dovremmo tenere alta l'attenzione. Io l'altra mattina avevo avuto un sindacalista, Nicola Altalmi, che dice: io ho un bel stipendio, quasi quasi sarebbe anche da far capire che forse essere esente dal ticket potrei anche pagarlo perché sto bene. Oppure questa accompagnatoria che viene data a tutti, indipendentemente se uno anche è ricco, e non servirebbe invece di aiutare i più poveri. Io ho avuto un medico che ha detto: delle volte faccio fatica anch'io a scrivere, a prescrivere quello che dice la legge purtroppo, e devo dare questo accompagnatorio. Alle volte guardo questa persona e dico: ma la vuoi proprio? Cioè, ti rendi conto? E questa persona, se mi aspetta di diritto, anche sì, perché no? E ha magari tanti soldi. Ma qui cosa ha fatto la politica? Cioè, siamo proprio tutti allo stesso livello, oppure anche qua si dovrebbero rivedere delle cose, perché non possiamo colpire l'ultimo governo della Meloni. Questi sono stati fatti, diceva questo beh, ancora 20 anni fa, e nessuno ne parla. Non è il caso di rivedere anche a chi dare veramente questi assegni, questi soldi? Ma come fai a darli a uno che può pagarsi tutte le prestazioni? Prego, professor Betti. Sì, sicuramente questo era uno dei temi. Scusate, alzate un po' perché io non riesco a sentire bene, dico alla regia. Prego, professor Betti. No, dicevo, questo è sicuramente uno degli aspetti che è stato più dibattuto anche per la riforma sulla non autosufficienza, perché l'indennità di accompagnamento è un'indennità standard che viene data nella stessa cifra a tutti. E c'era una richiesta di rimodulare l'indennità sulla base del livello di disabilità, ma anche delle caratteristiche socio-economiche delle persone. E diciamo che questa forma di sostegno è stata spesso un modo che ha avuto anche la politica per ottenere consenso negli anni passati, e quando si creano queste condizioni dopo cambiare è veramente difficile. Tra l'altro in alcune regioni dove l'offerta dei servizi era molto, molto bassa, l'indennità di accompagnamento ha generato, si chiamano effetti perversi, quindi ha finito per spingere soprattutto le donne a rimanere in casa, usare l'indennità di accompagnamento e non andare sul mercato del lavoro, con effetti negativi anche sulla qualità dell'assistenza. Ecco, sì, su questo servirebbe una riflessione un po' più strutturata. I sindacati, avendo come categoria quella dei pensionati, che è molto forte nel sindacato, ecco, potrebbero fare tanto lavoro su questi aspetti, su come rimodulare l'indennità di accompagnamento sulla base delle caratteristiche delle persone e anche delle risorse non solo economiche ma relazionali, di conoscenze che le persone hanno. Oppure anche la reversibilità, noi l'hanno tolta,
ai politici la reversibilità è stata intatta, completa. Ci sono tante cose che potremmo, non capisco perché non ne parlano di queste cose così importanti, visto le fragilità che abbiamo, i banchi solidali che crescono come funghi ormai per dare veramente respiro a queste persone. Meglio che andiamo a vedere le foto delle stelle che ci ha portato il professor Ochner, almeno stacchiamo un attimo la spina. Qui cosa stiamo vedendo, professor Ochner? Questo è il nostro gruppo che ha portato uno strumento. Non la sento. Costruito a Padova e che è stato qua ad Asiago. In dicembre c'è stata la possibilità di portarlo in un grande osservatorio. Non si sente Cile, niente. Quindi... Scusi professore, ma non riesco a sentirla, non so se è il suo microfono che non riusciamo a sentire la voce come prima. Riproviamo. Il microfono è attivo, non ho toccato niente. Non ho idea di cosa sia successo. Proprio sentiamo poco. Allora qui cosa stiamo vedendo? Riproviamo. Allora, questa è la Luna vista dall'altro emisfero, che la vediamo capovolta, anche se in realtà siamo noi capovolti. E la cosa bizzarra è che a occhio nudo sembra di vedere proprio una specie di faccia con due occhi, un naso e una bocca. Vi dicevo appunto che siamo stati il mese scorso a osservare dal Cile, perché abbiamo portato uno strumento costruito a Padova al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova e all'Osservatorio Astronomico di Padova INAF, una bella collaborazione che ci ha consentito, dopo la fase di test fatta qui ad Asiago, di portare questo strumento a un grande telescopio, un telescopio con uno specchio, qui vediamo la cupola, uno specchio di 8 metri di diametro. È un consorzio capitanato dagli Stati Uniti, a cui partecipano anche il Cile, l'Argentina, il Brasile e la Sud Corea. E abbiamo portato questo strumento che permette di raccogliere luce al millesimo di miliardesimo di secondo, quindi di riuscire a fare osservazioni in tempi brevissimi per studiare le pulsar. Le pulsar sono i resti delle supernova, delle stelle che esplodono, però prima di esplodere la stella implode. Dovete immaginare una pattinatrice con le braccia larghe 1 miliardo di chilometri. Questa contrae le braccia e comincia a ruotare in un modo pazzesco, quindi parliamo di stelle che ruotano 10, 100, 1000 volte al secondo. Mi sembrava la testa del pupazzo da neve che facciamo quando nevica, professor Ochner. Uguale con gli occhi, sembrava proprio quello. Prego, professor Ochner. Quello è un disegno che ho fatto della Luna, perché all'occhio si vede diversamente che con la macchina fotografica, perché poi il nostro cervello ci mette del suo, no? E quindi ho sempre detto, ma ho sentito parlare del volto della Luna, mi sento, ma saranno stupidaggini, no? Perché da noi si vede diversamente la Luna, perché noi diciamo che sono capovolti quelli dell'emisfero australe, quelli dell'emisfero australe dicono che siamo noi capovolti. In realtà non c'è nessuno che è capovolto, perché il discorso sopra e sotto, alto, basso, destra e sinistra è un discorso convenzionale puramente umano. Fatto sta che noi la Luna la vediamo capovolta e quindi la capovolta della Luna ha questo effetto che si ha però solo all'occhio, che si vede appunto come l'ho disegnata. In realtà fate la foto e vedete semplicemente che la Luna è capovolta con i mari e i crateri che sono disposti diversamente dal nostro emisfero. Molto chiaro, la ringrazio, spero che a casa abbiate capito bene, sono anche delle nozioni molto importanti che dobbiamo anche conoscere, capire, perché almeno il cielo al momento non lo paghiamo, fra poco non sapremo più se pagheremo anche ognuno un pezzetto di cielo, perché con quello che sta succedendo non abbiamo per niente le idee chiare. Sentire il professor Ochner sulla scala da 1 a 10 è preoccupato 8, capite bene che dobbiamo preoccuparci un po' tutti quanti. Allora andiamo a vedere anche queste professioni sanitarie, andiamo a Vicenza, poi lo commentiamo col professor Betti. In
Infermiere, fisioterapista, ostetrica, tecnico di radiologia, ruoli fondamentali delle professioni sanitarie e sempre più ricercati, per raccontarli alle nuove generazioni e far conoscere i percorsi di formazione inerenti. L'Ulsotto Berica organizza per il 31 marzo un Open Day dei corsi di laurea con sede a Vicenza, con lezioni interattive, laboratori e analisi di casi clinici rivolti agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori. L'obiettivo è stimolare l'interesse degli studenti verso le professioni sanitarie e far scoprire loro le competenze richieste e le opportunità professionali che queste lauree offrono. La professione si sta evolvendo, oltre alla classica prospettiva di carriera organizzativa, tipicamente il coordinatore di reparto, di dipartimento. C'è adesso e la nostra azienda lo sta sperimentando in maniera molto estesa, la valorizzazione anche di quella che è la competenza specialistica, professionale, clinica. Quindi con i master uno diventa specialista in un settore particolare, con l'esperienza diventa esperto in un settore particolare. Questa azienda ha investito quasi 2 milioni di euro per valorizzare i propri professionisti, conferendo oltre ai nostri 160 coordinatori, abbiamo circa 200 professionisti sanitari, i nostri dipendenti, che hanno un incarico professionale, e nel prossimo biennio ne conferiremo altri 200. Attualmente sono 415 gli studenti iscritti ai 4 corsi di laurea attivi nel Polo Universitario delle Professioni Sanitarie di Vicenza. L'Open Day si svolgerà il 31 marzo al Polo Universitario delle Professioni Sanitarie a Monteberico. A lei, professor Betti, il commento anche di questo servizio, e come vedi questi giovani, qualcosa si sta muovendo anche in queste università. Veramente dobbiamo capire che dobbiamo supportare, già ne abbiamo pochi di giovani, se non supportiamo neppure quelli. Prego, professor Betti. Mi sembra un'ottima iniziativa, e anche i numeri sono importanti. 415 studenti non sono pochi. Sicuramente in un contesto dove le risorse alla sanità rimarranno stabili, puntare di più sulle professioni sanitarie può essere una strada sicuramente vincente. E mi hanno colpito molto le parole dell'intervistato, perché ci sono due prospettive per questi studenti, sia prospettive professionali di inserimento, di stabilizzazione, ma anche prospettive di crescita di carattere clinico. Sicuramente nei prossimi anni le professioni sanitarie acquisiranno un ruolo maggiore, i professionisti si specializzeranno e affiancheranno sempre di più i medici. Quindi mi sembra davvero un'ottima iniziativa, e è bene che se ne parli, se ne discute, ci sia anche un luogo fisico riconoscibile sul territorio che possa far avvicinare gli studenti a questo percorso professionale, che è molto più qualificato rispetto agli scorsi anni, e che lo sarà sempre di più. Professor Betti, che messaggio vuole lasciare? Come ci saluta questa mattina a Sveglia Veneti? Prego. Ma come in altri interventi voglio lasciare un messaggio con una punta di ottimismo. Appunto, abbiamo visto il servizio sulle professioni sanitarie, abbiamo parlato dei margini che ci possono essere, e abbiamo parlato del ruolo del digitale. Quindi, come dire, abbiamo ancora dei margini di manovra, possiamo ancora fare tante cose, e ascoltare il collega, il professor che si occupa di astrofisica, insomma, ci rimette anche un po' nella giusta posizione rispetto all'importanza che abbiamo nel mondo. Quindi, insomma, concentriamoci su quello che possiamo fare, e i risultati sicuramente arriveranno. Professor Hochner, come ci saluta? Un veloce saluto, prego. L'osservatorio ha aperto l'anno al pubblico, sia per le scuole che per i privati, e per chi è interessato ad approfondire il discorso della missione, appunto, che abbiamo fatto il mese scorso in Cile, ricordo l'appuntamento invece a Nove, all'osservatorio astronomico degli astrofili di Nove, il 16 di maggio. Grazie professor Hochner, grazie veramente a tutti voi. Adesso vi lascio qui solisti veneti, perciò meglio di così, noi ci vediamo lunedì. Ciao e buon weekend.